Io non sapevo lusinghe d'amore, canzoni d'amore, veleni d'amore, quando in un bacio mi chiese un cuore, le diedi un cuore, perdetti un cuore, d'allora quante monete d'oro quest'occhi le han donato. Tristezza, amica della mia malinconia, la strada la sai, facciamoci ancora oggi compagnia. Buongiorno tristezza, torniamo dove un giorno ti incontrai. E dissi di lei, mi vuole ancora bene, e mi sbagliai. Piangono le foglie gialle tutte intorno a me, chiedono all'amore moria dei platani dov'è, vedendomi con te. Buongiorno tristezza, facciamoci ancora oggi compagnia, la strada la sai, è quella che era un dì dell'allegria. Buongiorno tristezza, amica della mia E ho aperto con questa canzone Buongiorno Tristezza di Claudio Villa del 1955, perché veramente in giro c'è una tristezza incredibile. Io volevo parlarne proprio questa mattina, ieri appunto c'era il Banco Solidale, come vi spiego tutte le mattine, ed è una tristezza vedere quante persone stanno arrivando perché non ce la fanno. Pensate che sono arrivate anche ieri mamme, donne, anche in giovane età, con l'ISEE che superava i 6.000 euro, 6.500, 6.800, perciò sapete che se supera i 6.000 euro, se non c'è una dichiarazione dei servizi sociali non possono entrare al Banco Solidale perché il tetto è di 6.000 euro, tutti con la carta dei servizi sociali dei vari comuni per accedere al Banco Solidale. Perciò capite che io devo assolutamente parlare di queste cose, non me ne frega niente chi dice bisogna essere ottimisti, certo lo dico anch'io tutte le mattine, però dico anche l'altra medaglia, l'altra faccia della medaglia, che è una realtà che fa veramente tanta tristezza e malinconia. Mi scuso anche con tutte le persone che ieri non sono riuscite a prendere la linea, non so cosa sia successo, scusatemi veramente, ma purtroppo ogni tanto capita, speriamo che questa mattina vada meglio. Vi presento subito i miei graditi ospiti. Abbiamo in presenza il geometra Marco Denardi, titolare dell'Agenzia Immobiliare d'Italia,
Treviso. Grazie Denardi di essere qui. Buongiorno. Abbiamo collegato da Treviso Alessandro Cestaro, direttore Scuola del Fumetto di Treviso. Grazie Alessandro Cestaro anche a te di essere qui con noi questa mattina, perché la presenza di Cestaro anche lui sarà molto importante, perché con lui parleremo anche di centri estivi gratuiti a Villa Margherita per quelle persone, per quei bambini, per quelle famiglie che non ce la fanno. Perciò un ulteriore aiuto, perché i bambini non devono essere di serie A o di serie B e neanche essere umiliati perché qualcuno non riesce a pagare questo centro estivo, perché è tutto a pagamento purtroppo, anche questo. E noi invece quelli che non riescono a pagare glielo diamo gratuitamente, grazie a questa grande famiglia di Sveglia Veneti, di Rete Veneta, che mi aiuta e mi supporta e capisce dove vanno a finire i soldini che vengono dati. Allora partiamo subito con Geometra Denardi. Geometra, molto cara alla città di Treviso, dicono prezzi veramente alti rispetto a Venezia, Milano no, ma siamo una delle città più care, non si trovano più appartamenti in affitto, se si trovano anche un bilocale vai sopra i 700-800 euro arredato. Cosa sta succedendo e cosa ci dice Geometra? Allora, diciamo che le locazioni in generale soffrono di una mancanza di offerta, principalmente data sia dal fatto ovviamente che molte persone hanno ristretto o hanno comunque cambiato il loro modello di investimento, ma anche dall'altra il fatto che tutto questo aumento dalle spese condominiali, via dalla guerra, parliamo dalla guerra, dall'aumento dell'inflazione e tutto quanto ha comunque aumentato qualsiasi tipo di voce. E chiaramente tanti pensano che sia solo un effetto speculativo, però purtroppo gli affitti sono altissimi, quindi c'è ad esempio persone che hanno contratti datati, quindi con canoni sicuramente minori a quelli attuali, che fanno fatica e quindi non danno ricambio, non c'è un ricambio alle abitazioni in locazione, quindi di fatto poco ricambio, poca offerta. Noi per esempio nel nostro ufficio riceviamo veramente tantissime persone a cui diciamo non abbiamo assolutamente nulla, cioè questo mese non c'è nulla, il mese prossimo non c'è nulla, è una situazione particolare e i canoni di locazione sono, parlo di Treviso e della prima cintura urbana, piuttosto elevati, insomma, ecco, di un mini appartamento composto da soggiorno con angolo cottura, bagno, camera, arredato, si può andare anche fino agli 800-850 euro mensili. Praticamente, Geometra Denardi, uno stipendio serve solo per pagare l'affitto, magari la spesa condominiale, qualche bolletta e poi ti sei mangiato tutto nel giro di un giorno, perché paghi e rimani a secco. Diciamo che infatti fondamentalmente il proprietario tenderebbe a volere due contraenti nel contratto di locazione, in maniera da avere almeno la garanzia che abbiano due stipendi, perché si sono resi conto che chiaramente se per caso in famiglia succede qualcosa, della rottura dell'auto piuttosto che il dentista, chiaramente a fine mese fanno fatica e se non riescono ad adempiere al pagamento del canone e slitta, purtroppo vanno in sofferenza e quindi poi si avvia tutta una litigiosità. Però Geometra Marco Denardi, sì. Lei che è del settore, è giustificato? Questi prezzi sono giustificati? Parliamo di appartamenti anche non recenti, di appartamenti che sono datati, come dice lei, che non hanno i comfort che dovrebbero avere, però le cifre mi sembrano che siano altissime lo stesso. Cioè qui c'è qualcosa che non gira, o sbaglio? Perché io capisco di pagare, però tu devi darmi anche i comfort. Io entro sul caso e quando sento l'affitto dico ma questo. Guardi, la maggior parte delle persone
che comunque non riusciamo ad accontentare, perché appunto non ne abbiamo, anche perché tendenzialmente cerchiamo appunto le cose, di avere delle cose, offrire un comfort, offrire un'offerta ovviamente qualificata alle persone. Mi riferiscono in ufficio che magari se trovano qualcosa lo trovano veramente molto in deperimento. Quella ovviamente la chiamerei speculazione, chiaramente. Devo però dire che invece quelli qualificati, per esempio, che per un motivo ovviamente chiaramente di tecnologia più avanzata, quindi non so, parliamo del fotovoltaico piuttosto che il pannello solare, chiaramente quelli magari hanno meno consumi, però ovviamente il costo dell'acquisto, perché poi quasi sempre è un investimento del proprietario, tra le tasse, tra l'IMU, tra questo e qualsiasi voce, le spese condominiali che sono aumentate anche per la parte del proprietario, purtroppo mi dicono che la rendita praticamente proporzionata al prezzo deve essere circa dal 7 all'8% annuo. Quindi lei capisce che se spende 200.000 euro, quelli sono più o meno ovviamente i canoni. Eppure Geometra, non molti anni fa, quando le cose andavano bene, perché si stava bene tutti quanti, ecco, la prima cosa che uno faceva quando aveva 2 soldini era di, se poteva, prendere comprarsi un appartamento casa, e poi metterlo in affitto, che era una specie di pensione. Adesso non funziona più così, cioè non è più un investimento? Allora, sì, anche qui c'è da differenziare secondo quello che vediamo nel campo noi. Allora, l'acquirente, quello sporadico che appunto, come faceva l'esempio lei, acquista l'appartamento per integrare la pensione, piuttosto che appunto con il TFR comprano l'appartamento e dicono va bene, ho 4 mura, come si dice qua a Treviso, però anche il canone di locazione, quello è praticamente sparito. Chi si muove è l'investitore che in questo momento chiamiamo così con un termine un po' semplice, ma bruciato dalle borse, dai mercati finanziari. C'è clientela che perde il 20-25% nei fondi, nei loro investimenti finanziari. E chiaramente si gettano sull'immobiliare e ovviamente però i costi dell'immobiliare, perché bisogna dire quello che è, c'è della speculazione sicuramente su degli immobili non qualificati. C'è anche sicuramente negli immobili qualificati, però i costi di costruzione e di ristrutturazione sono andati alle stelle. E con questi bonus, questa truffa che è sotto gli occhi di tutti, anche là veramente c'è un grande punto di domanda. Allora guardi, per dire la verità, non per vantarmi, io non sono andato dentro in nessun 110, ma neanche persone, neanche quando noi abbiamo una gestione patrimoniale appunto anche di clientela che ha diversi immobili, e magari ricevevo dall'amministratore la lettera della richiesta se si aveva intenzione di appunto avviare questa pratica. Io ho sempre risposto praticamente no. Troppo pericoloso? Allora c'è un discorso, a parte allora, non vorrei Geometra De Nardi, lo interrompo perché sennò anche stamattina se cade la linea guai. Abbiamo il numero 1 a Rovigo questa mattina con Rino. Ciao Rino. Pronto? Pronto? Eccoci qua, ciao Rino. Ciao Minella, niente, ero qua che ascoltavo il tuo ospite, no? Allora, noi qua nel Veneto ho sentito che siamo gli unici che hanno un stipendio molto 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 basso, no? Però gli affitti sono alti. Allora, come fa uno ad andare a lavorare che prende 1.200, 1.300
al mese pagare un affitto? Allora, un'altra cosa, perché il comune, per carità, io non sono contro il comune, per carità, non dico, gli danno le case a delle persone che pagano 20-30 euro di affitto perché non hanno reddito? Cioè, dico, per carità è giusto, ma non è giusto che un privato che un affitto gli chiedano 700-800 euro al mese di uno che ha un stipendio di 1.200-1.300 al mese. Sì o no, Mela? Ho torto o ragione? Perché non è giusto che ci sia storia di questo. Già che Regione Veneto hanno un stipendio molto basso, se tu vai in Lombardia il stipendio è molto alto. Io ho 2 anni che sono ancora a casa purtroppo perché ho ancora il discorso del braccio che mi hanno sbagliato operazione a Rovigo e sono qua che sto aspettando Modena, che non so se sono sotto acqua per essere rioperato o devo aspettare l'anno prossimo. Mirella, ti ringrazio, saluto il tuo ospite. Grazie. Grazie a te Rino, beh, meglio del mio ospite, sicuramente risponderà meglio di me, prego. Io più che una questione di giustizia, purtroppo ne faccio una questione proprio di mercato. Purtroppo è una legge sadica, se vogliamo anche, però quando c'è poca offerta, ripeto, decine di telefonate al giorno di persone. Oppure ci sono tanti appartamenti sfitti, basta andare a vedere, basta guardare gli occhi. Soprattutto in centro storico, come si parlava l'altra volta, che per esempio si è molto ridotto la popolazione del centro storico, ci sono molte case chiuse. C'è anche, secondo me, un problema di sicurezza nel rapporto tra inquilino e proprietario. Se normassero queste norme in maniera più chiara, più garantendo veloce, tutte e due, diciamo, non solo una parte ma tutte e due, secondo me il rapporto andrebbe ovviamente a tranquillizzarsi e quindi probabilmente il proprietario sarebbe anche magari più propenso a cederlo a meno. Abbiamo Gianfranco Valeri da Cessalto. Ciao Gianfranco, mi dispiace per l'altro giorno veramente, guarda Gianfranco. I telefoni che non vanno, Mirella. Non so cosa dirti, guarda Gianfranco, non so cosa dirti. Va bene. Signora Mirella, buongiorno. Buongiorno. Pronto? Buongiorno. Prego. Sì, ti sento bene. Pronto? Noi ti sentiamo bene, Gianfranco. Pronto? Gianfranco, noi sentiamo bene. Pronto? Tu non ci senti, Gianfranco? Io non sento niente, posso alzare un po' la televisione. Sì, abbassa sì. Sì, adesso sento. Ecco, prego. Noi ti sentiamo bene, Gianfranco. Pronto? Sì. Signora Mirella, buongiorno. Signor Geometra, buongiorno. Buongiorno. Cittadino, signor Geometra di serie Z. In tempi non sospetti, appena pubblicato il 110, ho telefonato alla Mirella, ho detto questa sarà una grande bufala. È vero. Però nessuno, praticamente c'erano anche dei politici che mi mettevano a ridere, io non ho mai visto nessuno, lei si va in piazza, e sono stato, se va in piazza uno gli dà, mi sembrava il gioco delle 3 carte, sa, però noi non si vince mai. Io, signor Geometra, le posso una testimonianza. C'è un mio amico che il figlio ha fatto il mutuo di 25 anni per pagare l'affitto familiare. Il papà si è messo a posto tutta la bella villa e 110 di sangue, un po' non so come è così. Ma subito io l'avevo già visto, però nessuno non ha mai parlato di questo. Io non ho mai sentito, i soldi sono a debito, non che sono così, li hanno regalati. E prima o dopo qualcuno li pagherà. Poi, signora Mirella, volevo dire un'altra cosa riguardante che c'era l'altro giorno che parlava dell'alluvione, ecco, lì in Emilia Romagna. Qui c'è il tipo, lì ci sono i rossi, qua ci sono i neri, là ci sono i verdi. E invece Mirella,
ascolti me, se quell'acqua qui viene qui nel Veneto, Venezia l'avrebbero portata a Chioggia perché è stata una bomba d'acqua tremenda, non siamo preparati, non facciamo più manutenzione. Si immagini che io conoscevo sorveglianti che avevano 60 anni o 65 sono andati in pensione qui al Consorzio di Bonifica. Hanno ridotto addirittura i sorveglianti e però non trasmettono l'esperienza. Signor geometra, lei se domani mattina con la sua esperienza che ha e uno appena che adesso si diploma geometra lo mette al suo posto, credo che per un po' di tempo dia solo danni se non è avviato nel suo lavoro e tutto. Noi Mirella, non facciamo manutenzione. Vi dico di più, quando vogliono fare gli invasi in montagna, signora Mirella, io se fossi in montagna non li faccio gli invasi perché vengono a farli in pianura. In pianura noi avevamo tutti gli invasi naturali, avevamo tutti i fossi, i squini, i cavini, erano tutto. Cioè ci hanno messo centinaia di anni, invece noi in pochi anni abbiamo trasformato, cioè lei vede solo ettari, non c'è più un fosso. Non c'è più un fosso, Mirella. E poi non fanno neanche più manutenzione, se lei tutta l'erba dei fossi una volta andava a calciata, andavano nelle stalle e tutto, invece tutto d'oggi viene macinata, va nel fosso, va nel canale, basta che vada a otturare il fosso maestro e lì si va sotto acqua tutti. Perché sono cose elementari che io sono un cittadino di serie Z, capisco queste cose, mi sembra che gli agli luminari non si sa. Ha capito il discorso? Si ricorda quando è venuta la pandemia non erano i professori che parlavano, erano i politici, praticamente avevano preso il posto dei professori, sapevano tutto loro. Ecco, volevo solo questo dirlo l'altro giorno. Buongiorno e grazie, buon lavoro. Grazie a te Gianfranco, sono contenta che hai preso la linea questa mattina. Chi la dura la vince, come sentite, come vedete. Prego Posso geometra. dire qualcosa sul 110, visto che il signore... Il 110 è... Non voglio entrare in politica, ma è stato sbagliato fin dall'inizio per un motivo anche molto semplice, al di là appunto della fiscalità, del che ha debito. Allora, il problema è che quando qualcuno ti promette qualcosa non gratis, ma addirittura qualcosa in più di gratis, tu non vai a vedere per esempio il preventivo. La legge poteva andare anche bene, poteva dare anche una mano effettivamente sana, però una mano sana sia al lavoro, artigiani, fornitori, per riqualificare energeticamente gli immobili, per una serie di motivi. Però bastava metterlo semplicemente all'80-90%, perché, le dico un'esperienza, appunto, un signore mi chiama e mi dice, appunto su uno dei condomini che le parlavo prima, e dice: guardi, vorremmo fare il 110. Io gli faccio: guardi, parlo con il proprietario dell'immobile e le so dire, però gli ho detto, il piazzale per esempio, ok, lo sapete che dovete pagarlo. Quando gli ho detto così si è bloccato tutto. Ciò vuol dire che se tu presentavi un 80, 90, anche 90%, tu che devi tirare fuori questo 10%, vai a controllarli i preventivi. Invece se qualcuno ti ha detto che è tutto gratis, ok, tu non li controlli. Questo ha mandato fuori da ogni qualsiasi limitazione i prezzi sia dei materiali ma anche della manodopera. Perché? Perché tanto comunque tu hai fatto passare il messaggio che comunque era tutto gratis, quindi cosa mi interessa andare a controllare il preventivo delle lavorazioni? Cioè, ho visto delle documentazioni di condomini, magari anche datati, di appartamenti non molto grandi, numero 8 appartamenti, 8 mini appartamenti, e il preventivo veniva fuori quasi 900.000 euro. Lei capisce che vuol dire che se dopo succede qualcosa, come infatti poi adesso è successo, i condomini rimangono fermi senza terrazze. Mi è capitato di vedere addirittura condomini incompleti, cioè hanno smontato le impalcature perché chiaramente non avendo più la possibilità
di accedere ai crediti che ovviamente in cambio dei lavori ricevevano. Questo ha combinato un disastro questa legge. Intanto ha aumentato l'inflazione, perché chiaramente i materiali ovviamente edili, ma parliamo dal ferro al cappotto a qualsiasi cosa, hanno triplicato se non quadruplicato. E hanno anche creato un ingorgo negli ordini, per esempio, perché un falegname che fa serramenti, per esempio, oggi ti dice che siamo a giugno, quasi a giugno, e ti dice che prima di fine anno non riesce a consegnarti i serramenti di un appartamento, capisce? A questo punto andiamo in pubblicità. E siamo col geometra Marco De Nardi, abbiamo collegato da Treviso Alessandro Cestaro, ma parleremo in seconda battuta perché è un tema molto importante che tratteremo con Alessandro Cestaro, però vorrei continuare perché è una situazione veramente, come diceva il nostro Rino, non solo nel Veneto ma penso in tutta Italia ci sia sto problema degli affitti che sono veramente alti, con queste pensioni basse che i nonni anche loro hanno difficoltà, poveretti, a sostenere le spese. Anche gli stessi studenti fuori corso, per esempio, faccio un esempio, per esempio mi parlava una signora che ha il figlio che ha all'Università Trieste, e su un appartamento con 4 ragazzi dentro pagano circa 400 euro a testa al mese, che vuol dire 1600 euro al mese di un appartamento non qualificato, ecco, sono cose che, ecco, io queste per esempio le vieterei per legge, perché voglio dire, in 4 dentro un appartamento con un bagno solo, situazioni, ho visto delle foto veramente di appartamenti che veramente non meritano quelle cifre. Però è libero mercato e perciò il proprietario può. Questo però lo chiamerei anche, ecco, qui lo chiamerei però anche un po' speculazione, perché se non investiamo sui nostri... perché 400 euro a testa per una camera col bagno... Soprattutto per gli universitari, se non investiamo sui nostri giovani e sullo studio dei nostri giovani, su chi investiamo? Allora andiamo a vedere proprio a Padova questo servizio agenti immobiliari e poi lo commentiamo col geometra Marco De Nardi. Non ce n'è per nessuno, si è creata quella che si chiama la tempesta perfetta, maggior numero di studenti, super bonus che ha tolto dal mercato in questo momento per qualche anno appartamenti che andavano ristrutturati, e poi quello che fa la parte del leone, gli affitti che vengono messi ad affitto turistico, tolti quindi dal mercato residenziale. Alloggi in affitto a Padova non ce ne sono. È un vero e proprio allarme, ripetuto ormai da quasi 2 anni, quello che lanciano gli agenti immobiliari di Padova. Casi in affitto in città non ce ne sono. Se hanno fatto scalpore i casi della giovane di origine marocchina e del regista ucraino, di situazioni simili, racconta Silvia Dell'Uomo, ce ne sono altre che riguardano coppie o lavoratori italiani che cercano casa a Padova. Non si tratta quindi di discriminazione. Padova è una città multietnica, abituata a confrontarsi con gli stranieri, perché abbiamo un'università centenaria per il turismo, per la sua posizione logistica, geografica. Quindi Padova non ha problemi di interfacciarsi, di relazionarsi. La differenza la fa sempre il caso specifico, quindi generalizzare in questi casi è sempre sbagliato. Gli affitti turistici stanno risucchiando buona parte di quel già scarso mercato esistente. Serve un intervento strutturale per evitare una situazione drammatica. Lei in questo momento è un agente immobiliare, ha appartamenti in affitto? Assolutamente no.
Ripeto, è da 2 anni che si capiva che si arrivava a questo punto e bisognava muoversi prima. I problemi non bisogna sempre inseguirli, bisogna qualche volta anche anticiparli. Non ci sono più appartamenti per lavoratori, per famiglie. Andiamo incontro ad un'emergenza abitativa di proporzioni enormi, considerata anche la difficoltà all'acquisto, perché i lavori non sono più sicuri, la crisi economica, la crisi energetica, la difficoltà ad avere il mutuo e i tassi che si alzano. Quindi chi non può comprare e non si trova in affitto, cosa fa? Ha fatto scalpore un mese fa la notizia di una coppia giovane che vive in roulotte, ma io lo dico da qualche anno, l'emergenza abitativa a cui andiamo incontro sarà pari a quella avvenuta già in altri paesi del mondo in cui la gente vive veramente in roulotte. Geometra Denardi, concludiamo questo passaggio importante sugli affitti, ecco, su queste case che non si trovano, molte di chiuse, non si fidano ad affittarli, stipendi bassi, ma lei cosa si è inventato? Che lei si è inventato anche qualcosa? Sì, confermo in toto quello che la collega di Padova ha appena detto. Premetto che a Treviso è, pur non avendo ovviamente una storia universitaria come Padova, ok, però comunque per esempio i bed and breakfast hanno rubato chiaramente una fetta di immobili importanti, importante come numero, che erano ovviamente. Non condivido sull'esigenza abitativa in maniera così grave, nel senso che la situazione potrà essere comunque grave, ma purtroppo il giovane, purtroppo e per fortuna per loro, i giovani d'oggi non sono quelli forse di una volta e hanno capito, prendono e vanno da un'altra parte, vanno all'estero dove sono meglio pagati, dove trovano sicuramente casa. Il che ovviamente ci danneggia per altri versi. Sull'emergenza abitativa sarei un po' più tenue rispetto al... Questa idea che si è fatto venire in mente? Io praticamente, come penso un po' possa essere successo un po' a tutti, ho avuto un familiare che ha avuto per un lungo periodo bisogno dell'ospedale. E quindi ovviamente ho dovuto, io e mio fratello in questo caso, gestire questa situazione di lunga degenza. Chiaramente noi eravamo già più comodi perché abitando comunque a Treviso e ricoverato a Treviso, abbiamo gestito, però c'è stata una certa difficoltà sia in orari sia in fatica, e quindi ho pensato che poteva essere utile, visti anche i costi alberghieri, perché parliamo anche di questi, e soprattutto in questo caso non stiamo parlando di costi alberghieri turistici, cioè vado in vacanza a Rimini, a Jesolo o alle Seychelles, cambia. Parliamo magari anche di costi alberghieri che sono, diciamo, per esempio nel caso... Arriviamo al dunque perché il tempo corre. Arriviamo al dunque, sono andato a bussare alle porte degli imprenditori. Ho presentato, diciamo, un progetto prima in carta ovviamente su un acquisto di un'abitazione vicino all'ospedale di Treviso, e poi sono andato a parlare con un tecnico che ha presentato un progetto. Questi signori hanno comprato questo immobile e lo trasformeranno in 8 appartamenti che saranno dedicati a questa situazione, cioè a chi ha bisogno di spostarsi, però magari di avere anche delle comodità, perché e gli affitti come saranno, Geometra? Gli affitti ovviamente in questo momento faccio fatica a dirle esattamente, precisamente quanto, perché ovviamente non so ancora i costi, perché la situazione partirà tra settembre e ottobre. Saranno sicuramente più bassi di quelli ovviamente canonici che adesso abbiamo,
e soprattutto saranno nettamente più bassi di quelli per esempio Sembra alberghieri. un'ottima iniziativa, complimenti, perché abbiamo bisogno di queste iniziative. Io penso perché sennò... che l'imprenditore o chi può, comunque l'investitore, debba anche essere un po' solidale. L'economia deve essere anche un po' solidale. L'abbiamo detto anche ieri. Adesso arriviamo dal nostro Alessandro Cestaro. Vediamo anche questa locandina che veramente a Villa Margherita il 28 di maggio dalla mattina fino alla sera ci sarà questo evento. Prego Cestaro, e anche cosa ne pensi di quello che hai sentito? Tu sei un giovane, ecco, parli con tanti giovani, sentiamolo. Intanto partiamo dalla locandina. Prego Alessandro. Allora, intanto un po' per la regia, perché in schermo ho soltanto il logo della vostra emittente televisiva, quindi non riesco assolutamente a vedere voi in studio. Non importa, parla, che ti sentiamo bene. Allora, per quanto riguarda la locandina, questa è un'iniziativa che abbiamo creato come Scuola del Fumetto, grazie anche alle mie docenti e alla mia docente e ai miei ragazzi e ai miei alunni, che abbiamo valutato sostanzialmente cosa manca ad artisti che si vogliono proporre. Manca uno spazio. Tu sei venuta sostanzialmente al nostro soccorso dandoci spazio e noi ci abbiamo messo giù una buona manodopera. Domenica riusciremo a invitare i cosplay, riusciremo a invitare i ragazzi a provare a fare giochi di ruolo, giochi di società, GDR, nello specifico l'ultima torcia con i ragazzi della compagnia del Darello che organizzeranno partite dimostrative. Avremo un workshop di fumetto che terrò io appunto a nome della scuola, e avremo le primissime autopubblicazioni che porteranno i nostri allievi, quelli che siamo riusciti a fare, o comunque dei portfogli dei loro disegni, delle loro opere, delle loro idee, della loro creatività, perché se c'è un modo a mio giudizio per uscire da questa crisi è quello di riavvalorare di nuovo l'italiano come quello che è e che il mondo da fuori vede, ovvero l'artista, la persona con l'ingegno, con la capacità di poter dal letame far crescere la rosa, per intenderci. Quindi sono soddisfattissimo, contentissimo della manifestazione che stiamo appunto facendo, che sarà solo un prologo per un qualcosa che verrà a settembre, sempre lì in Villa Margherita, che sarà ancora più grande. Quindi questa domenica datecela come test, come esperimento. Siate numerosi, venite, siete ovviamente tutti i spettatori che saluto con affetto sono invitati. Portate i vostri ragazzi, portate i vostri nipoti, i vostri figli, che sono sicuro avremo modo di farli divertire e passare una giornata comunque in serenità. Allora Alessandro, tu parli con tanti giovani, perché la scuola del fumetto, come sapete, non è una cosa che piace solo ai bambini o ai ragazzi, ma piace tantissimo anche agli adulti. Ecco, cos'è che senti? Ecco, che voci ti arrivano di queste persone veramente molte in grande difficoltà anche per studiare, ma per frequentare anche determinati settori? È un discorso, semplicemente stiamo scoprendo l'acqua calda, ovvero ci ritroviamo in una situazione tale che il bambino, per quanto possa essere dotato, per quanta passione possa avere, se la famiglia non ha i mezzi per costruire un'istruzione al bambino, non riesce a costruire un'istruzione al bambino, se no arriva il classico talentuoso che lavora, studia, fa e riesce ad uscirne, ma non tutti hanno questi mezzi. Noi parliamo tanto di reddito di cittadinanza, parliamo tanto di aiutare, invece di dare soldi, però dare la possibilità a tutti di studiare in ugual modo, in ugual misura, la materia che appassiona il ragazzo. Costringere i giovani a fare dei lavori logoranti che non piacciono, di cui non hanno passione, e non sto parlando di lavoro da muratore che logorante, no, perché conosco tanti giovani che si divertono a fare il muratore, che si divertono a fare l'elettricista, che si divertono a fare il meccanico, sono ben felici di farlo, ma se non gli diamo la possibilità di studiare e di non pesare sulle loro famiglie che già
l'esempio degli affitti è stato palesissimo, una famiglia deve pagare 800 euro di affitto a fine mese, dove sono i soldi poi per mandare i figli a studiare? Fermo Facile. perché abbiamo Paola da Padova in linea, speriamo che il centralino funzioni, portate pazienza, ma ce la stanno mettendo tutta. Proviamo con Paola. Paola, ci senti? Benissimo per il momento, grazie mille. Meno male. Vai Paola, prego. Intanto buongiorno a tutti. Buongiorno. Volevo riprendere il discorso degli affitti, che in effetti è un grande problema, sì. però bisogna anche vedere un po' tutti gli aspetti. Io nel mio condominio ho visto appartamenti dati in affitto distrutti, però quando se ne sono andati, che veramente i proprietari sono messi a strapparsi i capelli, perché allora danni da 25 a 30 mila euro, quindi questo è anche un discorso, chi paga i danni quando ti distruggono casa. L'altro problema ho visto anche, cioè non pagare più l'affitto per tanti motivi, quindi ci sono voluti anche per il Covid 2-3 anni, anzi 4 anni perché se ne vadano, cioè costi di sfratti, di avvocati, cioè anche lì 20-30 mila euro di danno. Ci dovrebbe essere il comune che interviene, non fregarsene, e questa gente che magari vi serviva per sopravvivere questo affitto veramente dover fare dei debiti. Poi cioè, il problema è veramente complesso, motivo, difatti se fosse così vantaggioso non che sarebbe appartamenti sarai, giusto? Cioè, resta il fatto che gli stipendi e le pensioni sono da strafame, non da fame, e che gli affitti sono alti. Questo è vero, ma bisogna capire i motivi, le cause e intervenire sulle cause. Ultimo flash anche sugli studenti, lì c'è speculazione vergognosa alla grande ed è chiaro a tutti. Però sul fatto che bisogna sempre anche aiutare questi giovani, da un lato è vero, dall'altro bisogna anche ricordare che il conto è l'istruzione, che è quella, le elementari, le medie, ma noi stiamo dando con le nostre tasse, che ogni studente universitario costa 400-500 mila euro, cioè gli diamo una professione, e non è che dopo, quando hanno questa professione, se troviamo avvocati, dottori a prezzi calmierati, perché sappiamo bene privatamente, l'avvocato pubblico non c'è, e quello bisogna pagarsi, l'ingegnere lo stesso, l'architetto lo stesso, l'unico è il medico, che però nel pubblico vediamo come vanno le cose, bisogna andare nel privato se hai urgenza, e vediamo che po' di cifre che ci sono. Non dimentichiamo anche la mensa, che con €1, €1,50 hanno un pasto decente, quindi per me ci sono tante cose da rivedere, e sotto tutti gli aspetti. Si è sentito bene? Benissimo Paola, tutto quanto? Benissimo. Fortuna. Benissimo Paola, grazie. Allora sentiamo come risponde il nostro Alessandro Cestaro, che è un giovane che parla con i giovani, sente quello che ha detto Paola. Come lo commenti, Alessandro? Non è commentabile, nel senso che ha pienamente ragione. Commentarla vorrebbe dire ripetere le sue stesse cose. Purtroppo questo è un mantra che ripeto spesso e che ripeto spesso ai miei allievi. Seguire i propri sogni, seguire le proprie potenzialità non è cosa facile. Se poi ci si mette anche una situazione economica del dio denaro, che senza di quello non vai da nessuna parte, cioè anche i giovani non vanno da nessuna parte. I giovani da un lato sono scoraggiati perché un 14enne, un 15enne sta vivendo un periodo in cui è appena uscito dal Covid, c'è una guerra in Ucraina che rischia di coinvolgere anche l'Europa, si parla di nuvole tossiche, cioè ragazzi stanno vivendo non in un incubo ma in un romanzo di fantascienza apocalittico momenti. E che risposta diamo noi per loro? Mettiamoci un po' nei loro panni, noi magari io grazie per avermi dato del giovane, anche se sono giovani dentro, molto dentro, ma fuori siamo fin là, però anche il 70enne ha già fatto la sua vita, il 14enne cosa vede in una situazione del genere? Ma Paola parlava anche di investimento, noi investiamo sui giovani, ma dopo quando si laureano e intraprendono la carriera, ecco, non ci vengono più incontro, e noi abbiamo investito su loro. Tu come commenti?
Sì, finché i posti di lavoro sono limitati, guarda per medicina che ci sono tipo 100 posti di lavoro e 10.000 richieste, o anche infermieristica, ti credo io che ci c'è quella problematica, ma non è più un problema nostro, questo diventa veramente un problema amministrativo del governo. Cioè, i giovani che possono valere, che possono fare, ce ne sono parecchi. Poi ovvio che se c'è soltanto una persona che offre quel tipo di servizio, quella persona fa il prezzo che vuole. È il mercato. Come il proprietario con l'appartamento, siamo sempre là. Abbiamo Sebastiano da Abano. Vai Sebastiano, dai che funziona il centralino, vai. Buongiorno signor Minella. Buongiorno. Io volevo intervenire sul fatto dell'affitto. Sul fatto dell'affitto, cioè la gente purtroppo, guardi, la mia compagna per esempio è venuta a vivere con me, aveva un mini appartamento ad Abano e lo dobbiamo affittare, però prima di affittarlo naturalmente uno che cosa deve guardare? Deve guardare se una persona che entra che ha un lavoro sicuro, perché se hai dei contratti a 2 o 3 mesi al mese, a me chi mi garantisce che ti rinnovano il contratto e che mi potrai pagare l'affitto? Quindi anche quella è una cosa che una deve guardare. Poi io so dei pareri, ci sono molta gente che non paga l'affitto. Ora dico, in uno stato serio dovrebbero intervenire le forze dell'ordine, intervengono, gli danno uno stato, entro una settimana tu devi lasciare l'appartamento, se non lo lasci noi veniamo e ti buttiamo con la coscia fuori di casa. Che tu hai perso il posto di lavoro, che tu hai fatto quello, a me non mi interessa, perché tutti questi danni non è che possono decadere sul privato che deve mantenere una persona, perché magari ci sono gente magari anche che non hanno voglia di lavorare. Un amico mio gli hanno distrutto una casa e sono stati per 2 anni, gli hanno distrutto la casa, per 2 anni non hanno pagato l'affitto, si è dovuto rivolgere a un legale e gli è costato un sacco di soldi di spese di avvocati più tutti i mobili e la casa gli l'hanno distrutta. Ora io dico, si potrebbe fare una cosa di questo genere: quando ci sono questa gente che non paga l'affitto, dovrebbero andare segnalate all'Agenzia delle Entrate. Quando io vado a fare il contratto di questa persona, magari l'agenzia mi dice: guardi signor Sebastiano, guardate che questa persona in passato ha avuto dei precedenti che non ha pagato l'affitto, e così io mi dico no, allora va bene, questa persona non lo voglio. Cioè segnalare questa persona che non paga l'affitto, perché magari prima è in affitto da lei, poi lei lo butta fuori e se ne va in un'altra casa e sempre paga un altro, non paga più un altro. Quindi segnalare queste persone che non pagano, e una è più tutelata. E dopo, gli ripeto, dopo quando non paga l'affitto, entro una settimana gli devono dare il via, non che dobbiamo spendere soldi di avvocati per poterli mandare via, ma dopo 2 o 3 anni se tutto va bene. E volevo una spiegazione del suo ospite. Buongiorno, grazie signora Minella. Grazie a te Sebastiano, prego geometra Denardi. Allora, concordo con il telespettatore, ma partiamo da un presupposto che purtroppo è anche esula dall'immobiliare, è proprio economico. Finché non c'è una vera riforma giudiziaria in Italia, cioè, parlando spiccio, se la legge è così lenta, se per uno sfratto, come diceva il signore, ci vogliono 2 anni, spese legali, spese l'avvocato, uscite, forza pubblica, ufficiali giudiziari. Cioè, purtroppo è come per l'Italia, ma in tutti i campi, cioè la lentezza e la farraginosità della legge in Italia blocca l'economia e quindi blocca anche gli investimenti. Ha ragione il signore, nel senso che una dei più grandi timori di una persona, perché non sono tutti speculatori, come abbiamo detto prima, qualcuno compra magari l'appartamento proprio per arrotondare con l'affitto, per arrotondare magari la pensione. Uno dei più grandi timori che ci rivolgono è quello di fare una scremazione importante dell'eventuale inquilino, che purtroppo chiaramente
non ci sono ci sono degli strumenti, ma non tutti, ovviamente, non certo l'Agenzia delle Entrate potrebbe fare questa cosa, e purtroppo il fatto che la lentezza di una persona che magari non ti vuole pagare, ti distrugge l'immobile, ovviamente anche questo ha una sua influenza sul caro affitti e sulla mancanza degli immobili in offerta. Allora sentiamo anche che cosa ha scritto Giacomo Trovato. AD della piattaforma in Italia promuove il modello Veneto ma chiede tutele per i piccoli proprietari. Servono interventi ad hoc per i quartieri sotto pressione. Per aiutare gli studenti si usano i fondi della tassa di soggiorno. Cosa ne pensi, Alessandro Cestaro, di questa idea di usare i fondi della tassa di soggiorno per aiutare gli studenti? Ti sembra una buona idea? Oddio, allora non voglio dire balle qui perché non ho idea di cosa siano i fondi I fondi della tassa di soggiorno, praticamente tu paghi la tassa di soggiorno come turista e quando questi soldi sono raccolti vengono impiegati per aiutare questi studenti a dare loro un alloggio. Non sarebbe male come idea. Ok, sì, dipende come se la giocano anche, perché è sempre quello il discorso: cosa fai? Dai soldi ai ragazzi, alla famiglia, o la dai all'università, che l'università investe sui ragazzi? Cioè è tutto per capire il meccanismo con cui poi fanno girare questi fondi. Faccio un'altra parentesi: un ragazzo genio che affronta l'università, che riesce a dare esami senza problemi, riuscirebbe a laurearsi in 1 o 2 anni. Qui non è concesso, non sarebbe un risparmio. Se uno è in gamba, in 2 anni si toglie fuori dalle scatole dell'università, e invece no. Gli esami devono essere fatti in tot date, in tot tempistiche e seguendo le necessità capricci dei professori. Ora, se si dice ragazzi 2 si laureano prima, non iniziamo ad avere anche risparmio di appartamenti, di spese e tutto, e il ragazzo già si mette nel mondo del lavoro. In America, per dirne una, funziona così. Perciò anche qua bisognerebbe rivedere, magari copiare, oltre ai centri commerciali come abbiamo copiato, ci sono delle cose che funzionano, sarebbe utile anche iniziare a fare qualcosa anche noi. Allora rivediamo la locandina di Alessandro Cestaro del 28 maggio, domenica a Villa Margherita, però tu non farai solo questo, perché inizieremo anche con i centri estivi veramente in maniera anche importante, e aiutando anche le famiglie che non possono fare questo, portare i ragazzi, perché sarà gratuito per chi non ha la possibilità. Prego Alessandro, cosa succederà dal 12 giugno? Questo è un grosso favore che stai facendo anche tu come servizio, veramente. Dal 12 giugno partiamo con i centri estivi a base di disegno e fumetto, quindi per tutti gli artisti in erba che vogliono passare un'estate a disegnare, creare filmati, imparare un po' di animazione, stop motion, animazione tradizionale. Grazie alla tua disponibilità questo non avviene in una stanza chiusa, ma all'interno proprio di una villa con parco, giardino, quindi con qualcosa di unico per quanto riguarda questa tipologia di argomento. Sarà 4 mattine a settimana, dal lunedì al giovedì, dalle ore 8:30 fino alle ore 12:30, e ci saranno informazioni e maggiori informazioni anche presso Villa Margherita domenica questa, o in caso contattate pure la Scuola del Fumetto di Treviso, www.scoladelfumettotreviso.it. Di solito rispondiamo sempre entro 24 ore a qualsiasi domanda richiesta. La fascia di età medie e superiori. Lì proprio cerchiamo di dare le basi per il disegno, il fumetto, l'illustrazione, e con i mezzi che abbiamo a nostra disposizione possiamo anche lavorare di fotografia, animazione tradizionale, stop motion. Sarà una cosa, il programma che stiamo tirando su con i nostri docenti è un qualcosa di fenomenale, e grazie al tuo aiuto ha aperto a più persone possibili che hanno questa passione. Guarda chi è arrivato, la salutiamo.
Lana si è annoiata di stare giù, adesso vuole dire qualcosa. Sì, perché sa che c'è la Mirella, è venuta a salutarla. Ciao Lana. Allora Alessandro, intanto veramente ti ringrazio per queste idee che assieme abbiamo cercato di arrivare al traguardo per aiutare questi bambini e questi ragazzi ad avere anche qualcosa di diverso. Basta col cellulare, basta con internet, ma cerchiamo di creare. Hanno delle mani meravigliose, sono veramente dei creativi. Io li ho visti veramente, forse dobbiamo cercare di capire di più dove vogliono arrivare loro, anche col fumetto, che è una cosa importante che tu spiegavi molto bene. Le volte si è fumettista, ma a volte si è anche sceneggiatore, non è la stessa cosa. Prego Alessandro. Vabbè, se vuoi fare fumetti, mi dici no, ma io non so disegnare, quindi non faccio fumetti, ma ho delle idee. Beh, il fumetto, come dico sempre, è tutto. Su 7 di 10 film che andate a vedere, 7 sono tratti da fumetti e romanzi. Quindi se non sai disegnare, non importa, vieni, impariamo la regia, impariamo a scrivere la storia, impariamo la struttura narrativa, facciamo esercizi di scrittura creativa. Se non sai disegnare, ciò comunque non toglie che se non sai una cosa, almeno inizia a provare a impararla. Talento o non talento, ce la facciamo. Del resto vorrei ricordare che ci sono pittori di talento che gli basta, cioè, un taglio sulla tela e il quadro è fatto. Quindi bisogna capire un attimo cos'è l'arte, cos'è una storia, cos'è soprattutto il fumetto e a chi rivolgersi. Quindi credo che il fumetto non escluda proprio nessuna tipologia di persone. Solo quelle prive totalmente di fantasia e quelle che stanno solo attaccate al cellulare e si sono già cotti il cervello con quei mezzi. Grazie Alessandro Cestaro, direttore Scuola del Fumetto di Treviso. Domenica 28 maggio a Villa Margherita, dalla mattinata fino a sera venite a trovarci, che noi saremo lì per far divertire con questi creativi che sono i nostri ragazzi. Forse dobbiamo dare più spazio. Grazie Alessandro, a presto, grazie, buona giornata, ciao Lana. Allora io direi di andare in pubblicità e vediamo se... Prego, ciao, se il nostro Denardi rimane ancora qui con noi un'altra mezz'oretta, che così, visto che come sono andate le cose, se non deve scappare, allora pubblicità. Presento altri due graditissimi ospiti, speriamo adesso che funzioni tutti. È rimasto con noi il geometra Marco Denardi, titolare Agenzia Immobiliare di Treviso, ma è venuto a trovarci anche Mario Sanson, delegato provinciale CONI Treviso, Comitato Olimpico Nazionale Italiano. Dovremmo avere collegato da adesso anche il dottor Sebastiano Rizza, pediatra, vediamo se è collegato, eccolo qua. Buongiorno dottor Rizza, grazie anche a lei di essere con noi, tante cose ne parleremo questa mattina, perché sono tutte cose molto interessanti che poi riguardano tutti noi. Allora, partiamo proprio da quello che avevamo cercato di terminare, ma non siamo riusciti, questi affitti carissimi, ma anche questi atleti, Sanso, questi ragazzi che si spostano, che devono trovare anche degli alloggi idonei, cioè non è così semplice, anche perché queste squadre che sono sempre anche in grande sofferenza, specialmente le piccole, poveretti, si devono autotassare, ma abbiamo sentito che ci sono degli affitti anche veramente molto alti. Ecco, com'è la situazione nel mondo dello sport per questi atleti che si devono spostare? Ma è un problema che di solito affrontano diremo le associazioni sportive con i propri atleti, oppure se sono nazionali lo affrontano direttamente le federazioni. Indubbiamente è un problema che diremo esiste, e dove c'è la manifestazione importante, a volte appunto decade anche di importanza questa manifestazione se magari dopo la prima quando è partita così ci si accorge che c'è il problema della logistica. Ecco che allora molte manifestazioni sportive vivono e sopravvivono solo dove c'è la logistica, dove non possono sistemarsi e tutto. Io ho avuto
anche l'esperienza di fare l'assessore allo sport per 5 anni e seguivo chiaramente lo sport ma anche il turismo. Dove? A Ponzano Veneto, dove l'accoppiata è vincente, diremo, se vogliamo, però è anche vero che quando tu organizzavi una manifestazione dovevi subito, chi la organizza deve anche provvedere e suggerire, diremo, alle associazioni sportive o piuttosto che alle federazioni dove sistemarsi. Ecco che allora è un problema, sì, che io so di qualche manifestazione che non viene realizzata nonostante potenzialmente chi la organizza, l'associazione sportiva che la organizza sarebbe in grado di farlo, perché diremo nel territorio non c'è proprio la possibilità di accoglienza e di soggiorno. Ecco, come commenta Geometra De Nardi, ecco, questa carenza anche per quanto riguarda atleti per manifestazioni, perché poi è tutto un giro, prego. Diciamo che fondamentalmente il problema, ritorniamo un po' a quello che abbiamo detto prima, c'è comunque una mancanza generale, scusate, e il problema è proprio anche una tipologia di contratto che non sia per esempio il bed and breakfast, che quindi magari in certe posizioni o in certe situazioni dove organizzano degli eventi sportivi non ce ne sono neanche di quelle tipologie. Ci vorrebbe una fiscalità diversa e ci vorrebbe anche un'elasticità contrattuale diversa, cioè voglio dire magari l'evento sportivo dura 4 giorni o vai in albergo o vai in bed and breakfast, non c'è altra soluzione per regolarizzarlo, per essere fiscalmente a posto, quindi chiaramente sì, non è una situazione che ho trovato molto spesso, però mi è capitato qualche atleta, chiaramente per esempio a Treviso garantivano ovviamente le associazioni o il rugby piuttosto che la pallacanestro piuttosto che qualcos'altro, però sì, è un problema secondo me alla base, cioè se non crei lo strumento difficilmente il mercato Eppure gli strumenti ci sarebbero se pensiamo a quanti edifici che sono stati lasciati per noi, per il nostro patrimonio, che sono stati chiusi, che non sono stati ristrutturati, ecco, dove veramente questi atleti dovrebbero partecipare e avere questi, io direi anche gratuiti, visto quello che fanno e lo sport che è fondamentale, che salva la vita, invece li tengono chiusi, abbandonati nel massimo degrado e poi li vendono, arriva il cinese, l'indiano, l'americano e facciamo dei grandi bei ristoranti, alberghi e lasciamo i ragazzi nelle tende perché non c'è a posto. Andiamo a vedere invece cosa succede a Trieste, andiamo a vedere il mercato immobiliare a Trieste. Il Friuli Venezia Giulia sta andando veramente bene, sia le città balneari, le città turistiche, sia anche le 4 province e quindi le prospettive per il 2022 sono confermate e sono davvero buone. È buono l'andamento del mercato immobiliare nella nostra regione, secondo i dati dell'Osservatorio della Federazione Italiana degli Agenti Immobiliari Professionali presentato oggi. A trainare la ripresa ha contribuito l'impatto del superbonus 110% che, dicono gli operatori del settore, dovrebbe diventare strutturale. In caso contrario, comunque, continuerebbe a favorire gli investimenti. Ma se si fermerà, in realtà l'impulso sarà stato già avviato e secondo noi continuerà questo trend, perché non dimentichiamo che nel Friuli Venezia Giulia i valori al metro quadro medi sono di 1.500 euro al metro, sono bassi rispetto anche alle altre regioni d'Italia e quindi la gente continua a investire nella nostra regione. E sul bonus fiscale del 110% il presidente regionale Fedriga ha ammesso che è stato uno strumento utile a rilanciare il settore, pur non evitando di creare distorsioni del mercato. Ecco perché si pensa a misure più strutturali.
Personalmente credo che serva stabilità più che continuità a prescindere dal 110%, però dare anche in questo caso una prospettiva. Magari non sarà più 110%, ma le misure che ci sono noi dobbiamo programmarle per gli anni, perché chi investe deve avere certezze. Però non è che si può dire o 110% o nulla. Cominciamo a mettere in campo delle misure che valgano per più anni e diamo certezze sia al cittadino che all'impresa che quegli anni quelle misure ci saranno e poi utilizzarle senza la rincorsa, come abbiamo visto che c'è stata con imprese addirittura create dal nulla, perché altrimenti si rischiava di perdere il 110%. Quello di quella politica della serietà. Allora, leggiamo: guadagno di 7 notti con un appartamento di 2 camere. Il guadagno di 7 notti con un appartamento di 2 camere. A Venezia di 1.251 euro. A Padova di 752 euro, a Treviso di 648 euro, a Belluno di 693 euro, a Verona di 959 euro, a Cortina d'Ampezzo di 1.374 euro, a Jesolo 985 euro. Geometra De Nardi, prima di lasciarla, come commenta queste cifre? Beh, intanto farei una distinzione tra le località turistiche, chi vuole andare a Cortina e chi ovviamente magari gli serve una settimana di lavoro, facciamo un esempio, e trasferirsi a Treviso per 1 o 2 settimane. Farei una distinzione perché chiaramente chi va a prendersi la settimana o 2 settimane a Cortina forse magari neanche la possibilità di pagarle. Io parlo invece delle emergenze. Ma se un ragazzo lavora a Cortina, come la mettiamo? Ecco, sì, infatti stavo dicendo, io però parlo di emergenza e chiaramente, ripeto, tornerei sullo strumento sia fiscale che contrattuale che potrebbe aiutare a calmierare i prezzi per, ad esempio, gli sportivi, piuttosto che i lavoratori, piuttosto che gli studenti, piuttosto che delle fasce meno protette, perché è chiaro che non possiamo paragonare le 2 settimane a Jesolo, che magari ci vai meritatamente, per carità, per fare del turismo, con quelle delle città. Cioè, quelle della città hanno comunque, se lei pensa 7 notti a Treviso 648 euro, per 4, se uno deve stare un mese, sono praticamente 2.400 euro. Che si parla a persona, giustamente. Stiamo parlando di una cifra che probabilmente chi viene a lavorare, l'operaio, il tecnico che viene a lavorare a Treviso, probabilmente non li prende nemmeno 2.400 euro in una settimana. Avete capito perché ho letto queste cifre. Allora ringraziamo il geometra Marco De Nardi, titolare dell'Agenzia Immobiliare di Treviso, e andiamo a salutare adesso invece il nostro dottore Sebastiano Rizza, pediatra, perché abbiamo parlato di giovani, abbiamo parlato di ragazzi, di sport, ma quanto importante è lo sport per i bambini, per i ragazzi, il movimento soprattutto. Prego, dottor Rizza. Beh, il movimento è salute, conoscenza, divertimento, e quindi il bambino che impara un pochino a muoversi e a muoversi in modo strutturato ne ha beneficio sicuramente. Questa è una cosa risaputa e ovvia, non mi pare di dire cose particolari. Però non è che si ascolti molto, perché nelle scuole si fanno 2 ore di sport. Ecco, il CONI, specialmente il presidente Dino Ponchio, ha cercato di far capire il suo grido di dolore che bisogna investire, ma investire nello sport vuol dire investire nella salute pubblica, nei giovani, o sbaglio, Samson? Parole sante. E adesso, come ho avuto occasione di dire altre volte, con l'iter che si sta per concludere proprio in questi giorni al Parlamento italiano, entrerà nella Costituzione la parola sport, cioè l'attività sportiva in tutte le sue forme, per un problema, come si può dire, affrontando i problemi sia sociali, educativi, psicologici e di movimento. Questo dovrebbe favorire a tutti i livelli nel nostro Paese la pratica sportiva
da subito in sostanza, da subito o quanto si ritiene opportuno alla data ideale in sostanza, ecco. Dottor Rizza, quello che preoccupa però, non fanno sport, pochissimo i ragazzi, poco movimento, qualcuno dice mangiano anche molto male, abbiamo sentito anche ultimamente nelle mense questa presa di posizione anche dei genitori, dicono ma cosa sta succedendo, e soprattutto questi cellulari, tutte cose che veramente vanno tutte assieme e sono devastanti per questi bambini che non sanno difendersi, non hanno la possibilità di aver voce in capitolo, o sbaglio? C'è qualcuno che dovrebbe difendere questo, che è la loro salute in generale. Prego, dottor Rizza. L'uso del device, dei cellulari, è incentivato in famiglia. Se i genitori giovani ne fanno un uso continuo, è chiaro che il bambino in qualche modo ha un modello da imitare e quindi lo imita. L'Accademia Americana di Pediatria, una decina di anni fa, diceva che è proscritto l'uso del cellulare sotto i 5 anni. Adesso siamo scesi a 3 anni. Cioè prende atto un po' della situazione, perché, ripeto, il modello principale di apprendimento e di educazione è la famiglia. È da lì che nascono i problemi di dipendenza dai device, di, come possiamo dire, mancanza di movimento, di scarso interesse per l'attività motoria. Io rilevo che quando un bambino è interessato, è motivato e si muove, l'iPad, il cellulare e quant'altro lo abbandona. Questa è un'osservazione che può fare chiunque. È più divertente giocare con gli altri che star lì a vedere filmatini o a scambiare chat. Però se non c'è questa possibilità si rifluisce sulla chat, sul filmatino, su TikTok e quant'altro. Ci sono anche 2 classi di età. La prima infanzia, che in qualche modo è aggredita, utilizza queste cose come dei babysitter elettronici, dove c'è proprio un abbandono del contatto col piccolo. Tieni qua e arrangiati. Una volta era la TV, adesso è l'iPad oppure il cellulare. E la seconda infanzia, con il bambino delle medie, il bambino che è preadolescente, dove l'uso del cellulare permette a volte di vicariare la difficoltà di avere contatti sociali. Quindi in linea di massima, verissimo, tutte le strutture del mondo possono dare una mano, però bisogna convincere i genitori che è utile, che uno sforzino in quel senso là va fatto. Abbiamo Sergio da Vicenza. Ciao Sergio. Buongiorno a voi. Volevo complimentarmi per l'argomento che avete scelto e per come lo state trattando, circa il tema generale della necessità di diffondere ulteriormente l'attività sportiva, a cominciare ovviamente dalle scuole che sono notoriamente carenti in Italia. Volevo aggiungere un dettaglio però, credo importante. È fondamentale che l'ambiente sia adeguato per la pratica sportiva, perché altrimenti diventa un boomerang, perché se respiriamo polveri sottili in quantità ulteriori, diciamo, rispetto al normale consumo di ossigeno dell'essere umano, e l'attività sportiva ci fa respirare di più, quindi inspirare di più, questo diventa un problema tragico addirittura, e lo abbiamo visto durante la pandemia, perché in Italia grandissima parte della popolazione vive in aree urbane o comunque urbanizzate, fortemente urbanizzate, e nelle aree fortemente urbanizzate si superano sistematicamente tutti i valori di agenti inquinanti stabiliti dalle varie OMS e organizzazioni similari come limiti massimi per la salute umana. Quindi prima di tutto diffondere l'attività sportiva e contemporaneamente agire di più sull'ambiente, perché l'attuale governo cattofascio berleghista è su posizioni tendenzialmente negazioniste circa il fattore umano nel cambio climatico. Grazie. Buona giornata. Grazie Sergio di aver chiamato. Abbiamo anche qui dei tecnici, abbiamo delle persone competenti. Allora partiamo proprio dal dottor Rizza. Dottore, come commenta questa telefonata? Cosa respiriamo poi in questi giorni con queste pagliuzze che girano? Sembra che abbia nevicato dappertutto, è una cosa incredibile, pensate alle allergie. Cosa ci dice dottor Rizza? L'ascoltatore ha ragione, effettivamente noi abbiamo dei tassi di inquinamento ambientale elevati, però insomma ora che si mettono a posto passa del tempo, l'attività sportiva va incentivata comunque, tanto
i PM10 si respirano sia a riposo che sotto sforzo, chiaramente di più sotto sforzo, però non vedrei soluzione immediata al problema. Le cose devono andare di passo, ma intanto una delle due si muove, che faccia il movimento comunque. Tanto corrono lo stesso per prendere il tram, per fare altre cose. Io direi che intanto va incentivata, vanno ricercati spazi appositi, vanno modificati e migliorati gli spazi dove questo si può fare. Parlo delle scuole, una palestra per scuola non farebbe male, uno spazio all'aperto anche se inquinato meglio di niente, meglio che stare come possiamo dire fermi a respirare l'aria inquinata, a mio modo di vedere. Ma ripeto, concordo con l'ascoltatore, cioè, è verissimo che c'è un problema di inquinamento ambientale sottostimato, ma parliamo di sport, e questo sport, attività fisica, questa va incentivata comunque a prescindere. Movimento mobilità. Allora, intanto andiamo a vedere la locandina di questo evento che si farà a Villa Guidini. Prego, Samson, cosa ci racconta? Ecco, a Zero Branco dove ci sarà questo evento. Prego, andiamo anche alla locandina. Il 4 maggio, cioè prima domenica di 4 giugno. maggio? Scusi, scusate. Se no, se già passa. 4 giugno, cioè la prima domenica di giugno e di ogni anno, diremo che il governo italiano ricorda lo sport, dichiarando la prima domenica di giugno di ogni anno giornata nazionale dello sport. Questa giornata nazionale si traduce in eventi sportivi di qualsiasi tipo in tutta Italia. Ecco. Normalmente i comuni intervengono anche con questo e in accordo con CONI vengono organizzate queste feste. Vengono assicurati in ogni caso, questa giornata nazionale viene assicurata in ogni caso su una località di ogni provincia. Nel nostro caso tutte le 7 province del Veneto sono organizzate per il 4 giugno e di anno in anno si può fare in qualsiasi posto, e trovando anche, come ho appena detto, la sinergia con i comuni che offrono. In questo caso quest'anno siamo a Zero Branco, dove in accordo con l'amministrazione comunale, che ringrazio anche da questa posizione, diremo, ecco, in Villa Guidini dalle 9 alle 18:30 ci sarà di tutto. Ci saranno la presenza di quasi 50 associazioni sportive, le quali potranno così esporre ai visitatori, a chi verrà quel giorno. Si pensa, ma è un trend di ogni anno comunque, che arriveranno circa 5.000 persone e potranno, con i bambini, soprattutto famiglie con bambini, e potranno rivolgersi ai vari stand delle associazioni e provare quella disciplina che gli piace, in sostanza. Come abbiamo fatto con Sport Senza Barriere, praticamente all'ippodromo di Treviso. Diciamo che è la stessa cosa, è solo che è ufficializzata, diremo, è un qualcosa proprio, è un messaggio forte, come fosse la giornata delle api, come l'ha fatto ieri. Ecco. In questo contesto, ecco, CONI partecipa in maniera molto forte e favorisce questo. In particolare c'è tutto un programma che va appunto, come dicevo, dalle 9 alle 18:30, in cui ci sono anche delle dimostrazioni di qualche sport. C'è anche lo sport, c'è anche una gara interregionale di calcio balilla paralimpico. C'è, diremo, non so, una dimostrazione di yoga, ci sono le maggiorette che intrattengono, e ci sono anche delle premiazioni, perché durante la giornata nazionale dello sport il CONI premia i centri CONI. Che cosa sono i centri CONI? Sono delle società sportive che, diremo, svolgono un'attività pluridisciplinare, non solo, non so, pallavolo, ma oltre a pallavolo anche atletica, via discorrendo, a seconda delle associazioni, le quali operano sotto l'egida del CONI, nel senso che i formatori sono, diremo,
cioè i tecnici sono formati da tecnici del CONI, ci sono delle regole e degli insegnamenti da seguire. In sostanza è una società che, e noi in questo contesto, è una società che segue proprio i principi sani e forti. C'è anche l'emblema, sono questi, centri CONI, eccoli qua con l'emblema. Nella provincia di Treviso ne abbiamo 12 quest'anno e, come ripeto, noi siamo riconoscenti con loro, perciò consegneremo quel giorno lì, diremo anche una targa in cui possono far vedere anche diremo chi sono, ecco, chi sono e cosa fanno, poi del materiale sportivo e poi anche un piccolo, come si può dire, un contributo, diciamo. E anche diciamo è per intrigare un po' i ragazzi, ecco, a invogliarli, ecco, a capire anche cosa vuol dire sport. Cosa ne pensa dell'iniziativa, dottor Rizza? Ecco, queste iniziative dove verranno coinvolte anche le famiglie, perché là è il nocciolo della questione, dobbiamo coinvolgere le famiglie. Lei parla con i genitori, non è che parli sempre con i bambini, è il genitore che deve farsi interprete della situazione del figlio e capire quali sono le possibilità per aiutarlo, o sbaglio? Anche perché poi è salute pubblica, quel bambino obeso non fa di sicuro bene alla salute e diventerà sempre un problema poi anche di costi. Prego. Ma è iniziativa meritoria indubbiamente, come tutte le iniziative di questo tipo, nulla da dire. Il coinvolgimento dei genitori è giusto e quindi uno stimolo in più perché in qualche modo pratichino e invitino i bambini a praticare attività motorie. Piccola nota così a margine: l'obesità, lo star fermi sono tutte una serie di cose che vanno insieme alla mancanza di movimento e nascono da un disagio precedente a questo. La mancanza di movimento è un effetto di questo. Ripeto, se un bimbo ha interesse e viene motivato si muove, altro che. E quindi va motivato e va fatto capire a chi lo accudisce, se può, nei limiti in cui può, di farglielo fare, di fare qualche sforzo di tempo dedicato, anche qualche risorsina finanziaria, perché il bambino possa farlo in sicurezza. Ecco, questa è la mia idea. Allora, abbiamo parlato di eventi, finalmente non abbiamo più il problema della mascherina, specialmente anche nei posti all'aperto, anche se non è tana libera, perché lo dicono continuamente gli esperti che io ospito, però c'è questa possibilità, è molto importante, perciò cerchiamo di sfruttare questi eventi anche per ritrovarci, diciamo nel vero senso della parola, dopo anni che veramente ci eravamo un po' isolati. Però c'è anche qualcos'altro che preoccupa, dottor Rizza, è la scarlattina. Oltre 1500 casi dall'inizio dell'anno, il picco è stato rilevato a marzo. Cosa sta succedendo? Dal suo osservatorio cosa state vedendo come pediatri? La scarlattina è un'infezione della gola da streptococchi che si associa all'eruzione cutanea. Quindi la scarlattina è la punta dell'iceberg, poi ci sono tutte le tonsilliti streptococciche senza eruzione che fanno parte della stessa famiglia e c'è un aumento notevole rispetto al passato a livello nazionale, non solo regionale. Quello che noi vediamo nei nostri ambulatori, vediamo tanti bambini che hanno queste infezioni in un numero inusuale rispetto al passato e tendono anche a farle, qualcuno di loro, più volte, 2, 3, 4 volte. Spiegazioni di questo ce ne sono. Una convincente è che dopo 3 anni di lockdown e di isolamento di alcune classi di età, le prime infanzia, queste classi erano un po' state tenute al riparo dai fatti infettivi e adesso li stanno facendo tutte insieme, invece che gradualmente come in passato. In passato il bambino che iniziava il contatto con la comunità si infettava spesso, poi gradualmente crescendo sempre meno. Adesso invece abbiamo 2 o 3 classi di età che in passato sarebbero già state oggetto di fatti epidemici che fanno insieme tutte la stessa cosa e quindi diciamo così la valanga che arriva è legata a questo. È come la pioggia che cade tutta in 2 giorni invece che in un anno. Però a parte questo non vedo poi particolari motivi d'allarme, è un'infezione banale, facilmente diagnosticabile, un tamponcino faringeo rapido in 5 minuti ci dice no se un bambino ha una gola da streptococco, una terapia antibiotica breve lo bonifica e gli evita guai per il momento e per il futuro.
E ripeto, c'è una connessione tra l'infezione a streptococco e l'insorgenza della malattia reumatica, una risposta anomala dell'organismo che finisce poi per attaccare o rovinare il cuore o i reni o l'encefalo a distanza di tempo dall'infezione se questa non viene curata. In numero piccolo di bambini però questo numero piccolo può essere evitabile ricercando l'infezione e trattandola. Però c'è un allarme dei farmacisti, dottor Rizza, perché mancano antibiotici. Allora c'è questa valanga, come ha detto lei, che è arrivata, vado in farmacia però non trovo l'antibiotico. C'è sempre qualcosa che manca in questo paese. Arrivano questi nubifragi, come le ha chiamati il nostro meteorologo ieri, giustamente, non bombe d'acqua, ma non abbiamo fatto la prevenzione. Arriva la valanga, come ha detto il dottor Rizza, vado in farmacia e non trovo l'antibiotico. C'è sempre qualcosa che non va. Prego, dottor Rizza. Non ne trovano solo uno, due, tre. Il farmaco di prima scelta per queste infezioni, l'amoxicillina, è un farmaco di basso costo che ha una lunga esperienza alle spalle e che funziona benissimo. Ha un difetto, costa poco più di 2 euro. Cambiandolo, qualunque farmaco alternativo derivato dalla penicillina costa 12, 13, 15, 17 euro. Quindi c'è già un danno da questo cambio, oltre al fatto che di fatto poi non si riesce più a prescrivere quello che serve di più e meglio. Un farmaco ben collaudato con scarsi effetti collaterali deve essere cambiato con altri di efficacia forse comparabile e con effetti collaterali magari maggiori. Questo non si capisce perché, o si capisce, insomma si discute sulla faccenda. Di fatto però ho l'impressione che il danno principale di chi fa l'amoxicillina è di costare poco. Guarda caso sono quelli che costano meno quelli che spariscono, come una pace di farmacisti. Grazie di questa spiegazione molto chiara, dottor Rizzo. Quello perché però vogliamo anche capire come vanno usati questi antibiotici. Di sicuro non il fai da te, oppure ho l'antibiotico in casa, adopero quello che va benissimo. Ecco, cos'è che consiglia, dottor Rizzo, questa mattina? Perché veramente è un problema che riguarda tante famiglie. Allora, l'antibiotico è un farmaco che va dato quando serve. Nel caso delle infezioni, queste qua streptococciche, è molto semplice. A parte l'aspetto clinico che hanno anche esercitato, riconosce tonsillite da streptococco, ma in caso dubbio c'è un tampone rapido che si può fare in ambulatorio, lo faccio, che in 5 minuti dà la risposta. Se è positivo, bene, io ho la mia impressione clinica è giusta e lo tratto. Se invece è negativo, non lo tratto. Allora, questo semplice approccio permette di ridurre molto il consumo di antibiotici, che vanno dati quando servono. Allora io do l'antibiotico per una bronchite, per una polmonite, per un'otite, per una tonsillite, non lo do per altro. Quando c'è una situazione non chiara, quel bambino va indagato. Soprattutto deve evitato il fai da te con gli antibiotici. Il motivo è, primo, possono non servire. Se ho un'infezione virale prendo un antibiotico, non mi serve, mi dà solo gli effetti collaterali del farmaco, non mi dà l'efficacia. E poi un altro aspetto particolare è questo: sparsi a pioggia possono generare delle resistenze dei germi agli antibiotici. E queste resistenze si pagano. La volta successiva, quando ci si infetta, si ha a che fare con un germe più cattivo che può non rispondere alla terapia. Questo nella prima infanzia non è così frequente, ma nell'anziano è importante, perché ha una storia alle spalle e ha avuto già diverse terapie. Quindi mirare la terapia è una cosa che va fatta da chi maneggia gli antibiotici, da chi fa diagnosi e prescrive la terapia, e non dai genitori né tantomeno da altre figure non abilitate a farlo. Io ricordo che c'è anche un reato che si chiama abuso di professione medica, in cui prescrive un farmaco non essendone abilitato e titolato a farlo. Molto chiaro, dottor Rizza, la ringrazio per queste parole perché sono molto importanti, sono medicinali, vanno presi con cautela e soprattutto con prescrizione medica e sapendo veramente di cosa si tratta, della patologia che abbiamo. Grazie. Allora andiamo a vedere anche, era del 2 febbraio, andiamo a sentire CONI contributi regione. Andiamo a sentire, poi commentiamo con Mario Sanson, delegato CONI. Quest'anno per lo sport abbiamo, invece che un 1,8 che è già indicibile, abbiamo 1,6,30. Con la situazione difficilissima dell'uscita dalla pandemia e della crisi energetica, io faccio una provocazione, ma andrebbe bene anche 0 a questo punto.
Il messaggio forte e chiaro è arrivato nel corso di una premiazione in comune a Treviso. Nessun convenevole per il numero 1 del CONI Veneto, Dino Ponchio, che è andato subito al punto, strigliando la regione. Parto con una battuta: io ho la carriera dietro le spalle, quindi non devo fare carriera e quindi dico quello che penso. La Regione Veneto, naturalmente, perché ci sono problemi di bilancio generale, perché la coperta è corta, ma lo sappiamo benissimo, ma si tira sempre dalla nostra parte, siamo sempre noi scoperti, noi sport. Il mio collega della Liguria, regione che è un terzo, un quarto, un quinto, mettiamo un terzo del Veneto, non voleva darmi le cifre della regione Liguria allo sport perché ha detto si vergognava, è il triplo di quello che ha il Veneto. Insomma, va bene la crisi, ma il Veneto, dice Ponchio, è l'ultima regione in Italia per risorse al settore, una vera e propria galassia di società, giovani volontari che adesso guardano anche alle Olimpiadi di Milano Cortina. Mi batterò fino alla morte per i 200.000 che la regione dà al CIP perché non calino, ma mi batterò anche fino alla morte perché non calino i 400.000 che sono scandalosi allo sport organizzato delle federazioni che consta in 650.000 tesserati, 180.000 addetti ai lavori, presidenti, volontari, tutti volontari e 13.000 rotte società sportive. Allora Mario Sanso, come commentiamo questo presidente che va giù duro, ma d'altra parte come dargli torto per sopravvivere, perché qui si parla di sopravvivenza, avete bisogno di contributi, avete bisogno di essere sostenuti, abbiamo visto quante persone coinvolgete e veramente molte società, anche quelle più piccole, sono alla canna da gas. Prego. Indubbiamente il problema esiste, diciamo che il Presidente Ponchio ha esposto dei numeri nei quali indubbiamente il Veneto sotto quel punto di vista, perché è un dato di fatto, io ho studiato statistica, perciò sì, quello è, se siamo ultimi va bene così. Allora a questo punto io dico, come anche così CONI, ma anche come consigliere, tra parentesi, diremmo alle associazioni sportive o alle istituzioni locali e tutto, sono sempre qui ad aiutare e far capire come si possono eventualmente aiutare in altro modo anche le società sportive. E si possono fare in tanti modi, e quello che è un progetto che stiamo andando avanti un po' alla volta per far capire che al limite io a qualche amministrazione dico sempre non è sufficiente solo dare il contributo che è un qualcosa che poi ha la sua finalità, sì, ma è anche temporaneo, diciamo, non è che vada ad aiutare complessivamente. Bisogna fare una sinergia totale, diremo, perché, e questo lo ribadisco, sono lì comuni che hanno il contatto con le associazioni sportive, perché noi parliamo in questo caso di associazioni sportive di base dilettantistiche che sono il 99% in Italia, e vanno aiutate con altre anche azioni. Noi abbiamo, come ripeto, dato anche dei suggerimenti, altre azioni che non necessariamente servono, possono passare tramite i contributi. E questo secondo me è la strada giusta. Poi indubbiamente se arrivano anche degli aiuti economici, ben vengano questi. Ci sono anche adesso, si è appena concluso un bando che a livello centrale, Dipartimento dello Sport, aiuta le società sportive che fanno dei grossi eventi nazionali o internazionali. A tal proposito ci sono anche delle, come si può dire, come ho appena accennato anche prima, ci sono nei vari comuni adesso, tutti applicano l'imposta di soggiorno. Tutti, salvo qualcuno che non aderisce alla... L'imposta di soggiorno sono soldini, è una piccola... Abbiamo parlato prima. E sono una piccola parte che non sono dati dai cittadini, ma sono dati da quelli che vengono da fuori. I turisti. Bravissima. Con i turisti cosa riusciamo? Se noi facciamo una sinergia, un binomio fortissimo, allora portiamo la manifestazione importante nel comune, aumentiamo i pernottamenti, con l'imposta di soggiorno, nonostante sia una tassa di scopo che deve ritornare al turismo, ma se tu
aiuti contemporaneamente con azioni che vanno a favorire il turismo attraverso le associazioni sportive, ecco che entrambi si aiutano. E hai fatto bingo? E tutti ne Hai guadagnano. fatto bingo. Il problema è che molti non ci sentono. Ecco qua anche le un modo di amministrazioni. operare Adesso ci sono state le votazioni, domenica si chiuderanno quei ballottaggi che sono ancora in corso e poi vedremo da che parte mirerà. Ecco, la Meridiana da che parte prenderà il volo, perché veramente è una cosa incredibile questi gridi di dolore. Andiamo a sentirne un altro e sono le famose bollette del CONI. Andiamo a sentire cosa si dice. Il caro bollette rimane uno dei grandi nodi da risolvere per le società sportive che devono far fronte a spese di gestione e mantenimento dell'attività. Tuttavia si tende a non spalmare sugli iscritti a queste attività i costi lievitati dovuti ai recenti aumenti e alcuni sport sono di gran lunga più penalizzati di altri. Il problema va diviso in due blocchi in sostanza, perché ci sono le società sportive che hanno le convenzioni, cioè gestiscono gli impianti e a loro spetta anche il pagamento delle bollette. Effettivamente sono veramente stressate per questa cosa, in particolare le piscine dove c'è da riscaldare l'acqua e tutto quello che ci va dietro. Gli aiuti del governo sono arrivati, tuttavia le società sportive non pensano di aumentare le rate delle iscrizioni, consapevoli che le famiglie già vessate dai tanti rincari avrebbero ulteriori difficoltà a sostenere i costi dello sport per i figli che vogliono fare attività. Ma il problema riguarda solo alcuni rami. Non riguarda tutti gli sport, riguarda diremo principalmente gli sport al chiuso, perché gli sport all'aperto diremo stanno avendo un grosso incremento di iscritti. Inoltre bisognerà fare i conti con i tempi che cambiano in base alle scelte delle nuove generazioni. In questo contesto la generazione Z, come viene detta, quella dei ragazzi che vanno dal 2000 al 2010, così, preferiscono fare uno sport destrutturato, gestito da loro direttamente e non iscrivendosi a qualche società sportiva. Questi ragazzi vogliono essere liberi, dottorizza, cosa dice? Ecco, loro hanno già le idee chiare su quello che vogliono fare, soprattutto non sentirsi oppressi o sbaglio. Ecco, questi ragazzini, ecco, questi suicidi che continuano veramente e che preoccupano molto, dottorizza. Abbiamo un numero veramente incredibile di suicidi di ragazzi. Cosa sta succedendo? Prego. Adesso non è che il suicidio sia legato all'assenza di sport, insomma, direi che l'assenza di sport è un discorso, il suicidio è una tematica molto più complessa che riguarda la depressione. Il suicidio è lo sbocco finale, naturale, di una sindrome depressiva. Se uno non sta attento, se uno non va in terapia, se non viene aiutato, la sua fine è quella. C'è un'emergenza, sì, c'è un'emergenza pre-pandemica. Nel decennio precedente alla pandemia noi avevamo le segnalazioni dei centri neuropsicoinfantili milanesi e romani, che sono i nostri osservatori, di una saturazione dei posti letto per essenzialmente depressione e tentativo di suicidio. Dopo la pandemia la cosa certamente non è migliorata, perché per come è una società nostra che non è facile da vivere, almeno per chi ci mette piede all'inizio, per le fasce di età più giovani. E tutto un modello che in qualche modo si ripercuote sui più deboli, sui più fragili, situazioni familiari non facili, situazioni ambientali non facili, spezzano letteralmente i ragazzi e li portano su una china non facile. A fronte di questo ci dovrebbero essere i servizi che coprono questa cosa qui. I servizi sono in difficoltà da prima della pandemia e lo sono anche a maggior ragione dopo. C'è una carenza di operatori, diciamo, cronica ormai, e quindi il tempo dedicato a loro è quello che è, quando c'è e quando si può. E per quanto riguarda me, che sono pediatra del territorio, io ho intorno a me ampie falle d'assistenza. I tempi di attesa per una consulenza, i bambini anche che hanno delle situazioni
a rischio, situazioni che richiederebbero un intervento non da urgenza, ma insomma comunque celere, sono tempi biblici, apocalittici, con quello che ne consegue. Chi può va al privato e trova comunque una consulenza monoprofessionale, non d'equipe, che è quella che ci vorrebbe. E gli altri aspettano, sperando che le cose vadano bene. Rilevo, perché si parlava di fondi per lo sport, che i fondi per quanto riguarda l'assistenza psichiatrica territoriale sono in calo costante anche dopo la pandemia. Per chi volesse, in edicola c'è la rivista Le Scienze, dove c'è un articolo della dottoressa Cristina Darold che in 3 paginette spiega come mai il nostro sistema territoriale di assistenza psichiatrica sia passato da 49.000 addetti a 29.000 nell'ultimo decennio e come non ci vede lume di assumerne altri. Quindi mi pare di aver risposto. Ha risposto molto bene, è chiaro, e anche ci dice delle cose, vediamo a conoscenza che veramente questa sanità comincia a preoccupare non poco anche la sanità veneta, anche se qualcuno dice che è la migliore in assoluto, però dobbiamo capire anche che ci sono molte cose che non vanno e sono i servizi alle persone. Allora Mario Sanso, abbiamo sentito questo allarme che ha detto il dottor Rizza, bisogna porre rimedio, molti ragazzi, io l'avevo abbinato anche con lo sport, perché molti ragazzi quando vanno in depressione la prima cosa lasciano l'attività sportiva che fanno e riprenderli non è sempre facile, perciò anche queste manifestazioni sono molto importanti proprio per cercare di intrigare ancora di più, di invogliare. È questo l'obiettivo, di far capire che veramente lo sport è importantissimo, lo sport ti salva la vita, lo sport ti va a trovare amicizia, ti forma una famiglia, sono tante cose che i ragazzi hanno bisogno per socializzare, lo sport fa questo, prego. Sì, tutto vero, il trend comunque è positivo se vogliamo, abbiamo un aumento generalizzato quasi il 2% rispetto alla pandemia, questo è un bel risultato. Un aumento generalizzato delle persone che fanno attività sportiva. Onestamente c'è da dire che soprattutto gli over 50 stanno aumentando con l'attività fisica e questo soprattutto, come abbiamo appena accennato prima, facendo uno sport non strutturato, cioè da soli. In questo contesto, torniamo ai discorsi che abbiamo fatto qualche minuto fa, indubbiamente stanno aumentando gli sport all'aria aperta e c'è tutto questo movimento veramente positivo visto in senso globale. Infatti Villa Margherita è fatto da apripista, certo, in questo, perché bisogna riconoscere quel che è di Cesare è di Cesare. No, ecco, forse vediamo più lungo di qualcun altro, però giustamente quello che noi dobbiamo capire è che devono intervenire le famiglie, qui è la società che deve unirsi, perché il ragazzo non è che arriva sempre da solo, il ragazzo deve essere qualche volta accompagnato, incentivato, la scuola ce la mette tutta, perché bisogna dire che ci sono anche dei docenti che stanno cercando di aiutarvi in questo, o sbaglio? No, verissimo. Prima abbiamo parlato delle tariffe energetiche, volevo accennare a questo. In quel periodo lì di emergenza, diremo all'inizio di quest'anno, a fine dell'anno scorso e tutto, onestamente le istituzioni locali che normalmente hanno la proprietà delle palestre e che dirigevano in maniera e che davano le palestre alle associazioni non hanno aumentato le tariffe, onestamente, gli affitti. Sono stati bravi, Sono stati bravi, però come sempre, come a lei ha accennato anche prima, non bisogna dimenticarsi poi di queste cose. Ecco, siccome da qualche comune ho qualche messaggio che diremo da settembre, da agosto, diremo con la nuova annata, magari dimenticandoci un po' tutto per adeguare tutto, io faccio un invito, perseveriamo un attimino su quello che abbiamo fatto, perché se adesso lo sport si è rilanciato e le società sono state anche, diremo, aiutate e tutto, è dovuto anche al fatto che almeno dalla parte istituzionale non abbiamo avuto aumenti negli affitti delle palestre, in sostanza delle strutture sportive. Per quanto riguarda invece la scuola adesso
diciamo che ci sono degli istituti comprensivi che soprattutto diremo quelli del territorio, dico, nel senso che quelli diremo in particolari situazioni, ecco, si accorgono direttamente proprio che occorre aumentare l'offerta dello sport all'interno delle scuole, trovando delle soluzioni, diremo, che vadano oltre a quelle che sono le regole statali. Anche perché c'è una data molto importante del CONI, o sbaglio? Sì, c'è una data importantissima che è il 1° luglio 2023, dove finalmente nel senso, perché abbiamo perso tempo, partirà la riforma dello sport, già deliberata ancora nel febbraio del 2021, ma a seguito di modifiche positive, indubbiamente, integrazioni e tutto, siamo arrivati qui e non siamo ancora pronti. Le società sono molto preoccupate perché una riforma dello sport... Cosa prevede questa riforma? Perché vogliamo anche capire, riforma sì, ma cosa prevede la riforma? Diremo che va a normare determinate situazioni che finora, soprattutto a livello dilettantistico, sono andate avanti, diremo, in maniera non regolamentata o con un certo pressapochismo, diremo, ecco. Si va perciò a regolamentare, addirittura si va, se vogliamo, a regolamentare anche il volontariato. E allora capiamo, se tocchiamo questo tasto del volontario, dove si basa tutta l'attività dilettantistica e di base e giovanile, andiamo a toccare una miriade di situazioni. E poi in sostanza questa riforma va a valutare dove c'è, diremo, il lavoro sportivo, cioè capire esattamente che tipo di rapporto sportivo devono avere gli operatori con. Ecco, ma attenzione, perché se a un certo livello queste situazioni andavano regolamentate, indubbiamente andavano anche regolarizzate, anche nell'interesse dell'operatore o dell'istruttore e tutto, attenzione, perché andiamo a toccare delle problematiche di società piccole, le quali vivevano e vivono con appunto il volontariato visto sotto un certo punto di vista e anche con gli aiuti così occasionali e tutto. Lì, quelle strutture, quelle società lì, piccole, chiamiamole piccole o strutturate in un determinato modo, dovranno sicuramente attrezzarsi e attrezzarsi con professionalità, diremo, e la professionalità costa però, ecco. Poi se guardiamo addirittura agli aspetti, diremo, fiscali e agli aspetti, diremo, previdenziali, è necessario che la società si affidi a un commercialista, a un esperto, e dunque ci sono costi che aumentano. Per cambiare, spiegato molto bene da Mario Sanson. Ecco, questa situazione, c'è anche questo evento, mi sembra importante. Sì, esatto, grazie. Volevo appunto, nel discorso che facevamo prima, che alcuni istituti comprensivi, diremo, riescono a captare qual è anche il disagio del territorio e via discorrendo. Ecco. L'Istituto Comprensivo Coletti sta cercando di diventare, li chiamano così, istituti comprensivi a curvatura sportiva. Attualmente ci sono i licei o le scuole superiori che sono cosiddetti sportivi, ce ne sono 27 nella regione Veneto e stanno procedendo in un determinato modo, però negli istituti comprensivi, che parliamo soprattutto delle medie, ci sono 3, non è ancora tutto ufficiale a livello governativo, però ci sono 3 sicuramente che stanno cercando di arrivare a questa denominazione, ma la quarta sarebbe l'Istituto Comprensivo di Coletti di Treviso, che sarebbe il primo nella provincia di Treviso. All'interno di questo discorso l'Istituto Coletti chiede collaborazione con CONI, riusciamo a portare sport nel pomeriggi, nelle scuole, tutti i pomeriggi, e così cercando di colmare anche quelle libertà che hanno determinati ragazzi di quell'età, magari che non sanno cosa fare delle volte. E durante il periodo estivo questi ragazzi dove vanno? Ma è tutto collegato, un po' alla volta. A Villa Margherita?
Può essere, ecco, può essere. La Gancio si chiude la scuola, Villa Margherita è sempre aperta anche qui centri estivi in agosto, perciò... L'Istituto Comprensivo appunto Coletti si sta avvicinando a passi, diremo un po' alla volta, si sta avvicinando a questo concetto. Domani saremo lì all'istituto con tutti i ragazzini, soprattutto delle medie, in cui spieghiamo, io, l'ingegnere Ottoni, che è il mio è stato il mio predecessore, scusate, alla capo del CONI trevigiano, in cui e poi ci sarà anche Laura Mestriner che arriverà anche la torcia e appunto arriverà le torce. Parleremo di torcia olimpica, oltre a quella del 56 di Cortina parleremo anche di quella del 2006, ma soprattutto questo significa dare dei messaggi su quelli che sono i concetti olimpici, che sono i concetti che poi si travasano, diremo, nei nostri ragazzi che vogliono fare sport. Allora, visto che non siamo partiti a caso con questa canzone di Claudio Villa che era del 55, Buongiorno Tristezza, siamo arrivati con la torcia olimpica del 56. Grazie ai miei ospiti, ringrazio il dottor Sebastiano Rizza, pediatra, grazie dottor Rizza, grazie a Mario Sanson, delegato provinciale CONI Treviso, Comitato Olimpico Nazionale Italiano. Grazie, pubblicità. E vi presento subito altri due graditissimi ospiti. Abbiamo in presenza Don Maurizio Dassè, parroco di Miane. Buongiorno Don Dassè, grazie di essere qui, per me è un onore averlo ospite, veramente avere il don a Sveglia Veneta è una cosa veramente incredibile per me, perché è un padre che va dritto, il don va dritto, dice quello che pensa, quello che vede, quello che sente, non ha il bavaglio come piace alla Mirella. Ma salutiamo anche il nostro ospite da Lignano Sabbiadoro, abbiamo Massimo Brini, consigliere con delega al turismo di Lignano Sabbiadoro. Grazie anche a lei Brini di essere qui con noi. Grazie a te Mirella per l'invito, un saluto al Don e a tutti i telespettatori. Allora, io l'ho invitata e partirei subito da lei Brini per parlare di affitti e turismo, perché appunto c'è questo problema enorme dove Giacomo Trovato, che è AD della piattaforma in Italia Promuovere il modello Veneto, ma chiede di tutelare i piccoli proprietari, ma poi aggiunge: sono interventi ad hoc per i quartieri sotto pressione, per aiutare gli studenti si usano i fondi della tassa di soggiorno. Cosa ne pensa Brini? Questi fondi della tassa di soggiorno, rimetterli in circolazione per aiutare questo mondo, che è il mondo che ci sta più a cuore, che è quello dei giovani, dove dobbiamo investire. Prego Brini. Almeno nella regione Friuli Venezia Giulia, che è regione a statuto speciale, quindi sai che abbiamo una legge ad hoc, i fondi della tassa di soggiorno hanno una destinazione ben precisa e sono destinati il 50% in opere pubbliche a favore dell'incremento turistico, ma legate alla località che incassa la tassa di soggiorno, e l'altro 50% va destinato al 35% alla promozione turistica e il 15% alle manifestazioni turistiche. Per cui per noi diciamo è un vincolo dal quale non possiamo in questo momento spostarci ed erogare, ma ci sono secondo me altre fonti di finanziamento per quanto riguarda il problema che hai sollevato, e i fondi si possono trovare nel PNRR, dove ci sono proprio dei fondi destinati alle strutture per ospitare gli studenti fuori sede, e quindi è da lì secondo me che andrebbero prese le risorse. Un'altra cosa importante, voi investite molto su grandi avvenimenti ma coinvolgono i giovani. Noi veramente vediamo degli avvenimenti importantissimi, dai concerti ai motoraduni, a questa piscina, a questo centro quasi olimpionico che avete, che io quando ho ospiti lo citano sempre. A Lignano c'è questo centro meraviglioso, questo Villaggio Italia. Ecco, ci credete nei giovani, sempre rispettando però una certa movida e rispetto anche degli altri, piena apertura ai giovani ma rispetto per le persone. Prego Brini.
Sì, è tutto vero. In questi giorni abbiamo fatto un paio di riunioni all'interno della maggioranza per cercare di aumentare anche le strutture che possono accogliere sportivi un po' per tutti gli sport. Abbiamo in vista la costruzione di un nuovo palazzetto molto più grande, polifunzionale anche per poter fare dei concerti fuori stagione e che accolgano un numero di persone sufficiente per stare nelle spese, ma l'occhio non è rivolto solo ai giovani ma anche alle persone di una certa età, e finalmente con quest'anno possiamo ripartire anche con il ballo in Arena Alpe Adria, cosa di cui molti turisti e persone di una certa età sentivano la mancanza, e dal primo mercoledì di giugno fino al secondo mercoledì di agosto, ogni mercoledì in Arena Alpe Adria ci sarà anche una serata dedicata al ballo liscio. Che bello, vede Donda, c'è non solo i giovani, ma un occhio anche ai diversamente giovani, come li chiama la Mirella. Qui è una questione di sensibilità, non c'è niente da fare, perché tu puoi fare quello che vuoi, però se hai questa sensibilità l'orientamento non è così difficile da trovare. O sbaglio, Donda, No. sei diversamente giovane e i giovani, due cose che si contemplano però, che stanno bene assieme. No, sono cose che devono stare assieme, perché i giovani e i diversamente giovani o i vecchi come me, 75 anni, sono cittadini. Prima di tutto sono cittadini e come cittadini hanno dei diritti e hanno dei doveri, no? D'altronde chi viene eletto rappresenta o dovrebbe rappresentare il cittadino, il bene comune, cosa che mi pare difficilmente viene fatta. Quindi io proprio sottolineerei il fatto, no, che gli interventi devono essere fatti, pensati, eccetera, in funzione del cittadino che ha 5, 10, 15, 50, 60, 80 anni. Altrimenti non se ne viene fuori. Ad esempio, costruire mega strutture sportive quando la natalità è in deficit estremo vuol dire in prospettiva creare dei vuoti poi, no? Ecco. Quindi io sottolineerei molto l'aspetto del cittadino, della cittadinanza e del bene comune sempre in riferimento ai cittadini. Poi il fatto, no, che ragazzi, giovani, meno giovani stiano insieme, questo diventa fondamentale soprattutto oggi in questa cultura super individualista come la nostra, in questa cultura dove sembra che una certa classe politica sia preoccupata degli interessi di quella fascia di età che va dai 50 ai 60 anni da far star bene e non sono preoccupati della fascia precedente e di quella successiva. Ecco, per cui io proprio l'altra sera dicevo, ma quando un potere politico di qualsiasi colore carica sulle spalle dei giovani di oggi, che poi saranno un debito così grande per far star bene una categoria o una fascia di età, ecco, sono un branco di irresponsabili, gente senza visione e senza etica. Allora, quello che traspare in questi periodi molto lunghi, anche tragici per le persone, questi investimenti nelle strutture. Si investe molto nella struttura, non si investe nella persona e nei servizi alle persone. Io lo trovo una cosa squallida, degradante, avvilente, perché i fondi ci sono, i soldi ci sono, ma si pensa sempre al business. Ecco, questo business che ha superato il limite della decenza. Tanto è vero che ho avuto un ospite il quale ha creato un comitato per cercare di capire dove andranno i fondi del PNRR, che fine faranno, come verranno spesi, perché è giusto capire dove andranno e quanti soldi arrivano e dove vanno. Cosa ne pensa Don Maurizio? Qua non è che ne sia molto competente, dico solo questo. Io girando
vedo megastrutture vuote e penso a queste megastrutture vuote che sono caserme, ex scuole, perché seminari, conventi. Allora, mi riferisco ad esempio alla giusta protesta che fanno oggi gli studenti universitari e che forse dovevano fare anche prima, perché la questione non è di oggi. Ebbene, ci sono queste strutture, bene, si acquisiscono e si creano, partendo da quelle strutture, da quelle che sono vuote, posti per ospitare gli studenti universitari e realizzare così il diritto allo studio. Perché l'impressione che io ho, ma non solo a livello politico, anche a livello ecclesiastico se volete, è che in questo paese si sottolineano molto i diritti, ed è giusto, la Costituzione li prevede, ma poi questi diritti devono essere attualizzati, devono essere concretizzati attraverso progetti, attraverso strutture, ma senza rubare ulteriore territorio, senza cementificare ancora il territorio. Perché chi cementifica continuamente il territorio ha cementificato il cervello e la coscienza. Abbiamo Rinaldo da Venezia. Ciao Rinaldo. Ciao Rinaldo, ciao Mirelle, buongiorno ai tuoi ospiti. Buongiorno. Caro Don, hai proprio ragione, perché con tutte le caserme che si vuole buttare via sono sprechi e va tutto in mani da mani, la roba nostra, bisogna consegnarli ai giovani che costruisce qualcosa. Sappiamo l'esempio dal Friuli, sì, è una regione a statuto speciale, ma i friulani che da girare in giro per il mondo, da lavorare dappertutto, quindi a una certa età, ritorna in Friuli, li mette a posto in sua casa, gli ha fatto un giardino del Friuli in 50 anni. Terremo l'esempio del terremoto, cosa che gli ha fatto su pochi anni, di tornare in Friuli una volta. Cosa vuol dire? Io gli dà gente che si è abituata a lavorare, a sopportare, a soffrire, però gli dà in cuore sempre la casa sua. E gente nuova da 60 anni, da 80, 75, che torna a casa dopo una vita di lavoro fuori. Dovremmo invitare questa gente che è qua. Noi qua nel Veneto parliamo tanto ma costruiamo poco. Siamo gente che piace mangiare bene, non pensa a fare vecchiaia. Neanche amico della giovane, non pensavo che a 80 anni avevo dei bisogni che neanche non mi pensavo. Però bisogna che i giovani si mettano in conto che se si è fortunati deve averci anche loro. E ora chi fa qualcosa per il suo futuro, non per il suo presente, perché si vuole. E lavoro bene. Vede quello che vuole si vuole. Basta avere buona volontà e che il governo aumenta i stipendi, perché uno che va a lavorare adesso è un disagio completo, 1.200 euro, e ne si è sempre da pagare gratuito. Cosa fare? Ricomiendo andando a mandare la carità, andare a mangiare la roba dei preti proprio, ma uno che lavora, gli deve dargli i suoi soldi, per farlo sta bene, perché possa stare bene casa sua, mantenere la sua famiglia, i suoi figli, capito? Non che un figlio che va a scuola col casmi e un altro con un paltò di strati di regalare. Finiva la guerra era così. Adesso siamo tornati in brio, staremo meglio. Finiva la guerra che adesso, perché sapevamo che non avevamo niente e che avevamo da costruire tutto. E fare la cosa che siamo riusciti a fare nel Veneto. E ora bisogna che la gente si metta in testa a aiutare i più deboli, la fascia più debole, chi che ha bisogno, gente sola che muore in casa e si accorge dopo 3 mesi, che ne altri che abitavano lì a San Polo, va bene, se conoscevamo tutti, se mancava uno, dove sei? Cosa non va? Tutti si preoccupavano. Adesso è proprio una roba che non vi interessa niente di nessuno. Bisogna guardarsi e la trasmissione della Mirella per diventare più buoni e imparare ad avvicinarsi alle robe reali della vita, perché la vita si deve
anche a 100 anni ed è ben carrozzera col battone. Grazie Rinaldo, fammi andare avanti perché il tempo stringe anche questa mattina, purtroppo i centralini sono partiti in ritardo, ma andiamo avanti. Grazie Rinaldo, penso faccia piacere anche a Brini sentire i Furlanis e Bravis, è vero? Furlanis e Bravi. Poi sentiamo anche Don Maurizio Dassè. Prego assessore, io lo chiamo assessore perché lo sento così. È verissimo, i friulani sono dei grandissimi lavoratori e sono delle persone che ci mettono l'impegno in tutto quello che fanno. Io vorrei, se mi permetti, riallacciarmi a quanto ha detto Don Maurizio, che mi vede perfettamente concorde con il suo pensiero, che però non è il caso di Lignano, perché noi nelle nostre strutture, quelle che abbiamo fatto, abbiamo ospitato gli EIO, che sono le Olimpiadi giovanili, e anche i Master Games, che sono invece le Olimpiadi per le persone che hanno superato una certa età. Tanto per dire, diversi atleti che sono venuti a disputare gli EIO a Favignano hanno poi gareggiato nelle Olimpiadi vere e proprie, e alcuni dei campioni olimpici, quando hanno superato una certa età, sono venuti a gareggiare a Lignano, e uno di quelli è stato anche Missoni, lo stilista che è venuto a mancare poco tempo fa. Un'altra cosa che noi abbiamo fatto a Lignano è che tutte le strutture che noi stiamo facendo le facciamo in modo che vengano utilizzate anche da tutte le persone che hanno diverse abilità, e anche i parchi giochi li facciamo pensati per tutti i ragazzi, i bambini che non possono fare le stesse attività degli altri, ma cerchiamo di rendere tutte le nostre strutture utilizzabili da tutte le persone, e questo viene riconosciuto da tutte le persone che vengono a Lignano, e ci fa molto piacere, anche perché per una città come la nostra che ha 7.000 abitanti basterebbero tutte le palestre che abbiamo, ma noi diamo un servizio a tutti i turisti e a tutti quelli che magari non hanno la possibilità di fare quelle attività nella loro città. Ha fatto bene a dirlo, perché io ho avuto degli atleti i quali hanno veramente fatto un omaggio a Lignano, perché possono arrivare anche nella spiaggia, che è una spiaggia attrezzata per i diversamente agili, come li chiamo io, cosa che non si trova dappertutto, perciò per loro sono cose molto molto importanti. E questo Il suggerimento però ce l'aveva dato un veneto, che era il campione olimpico Daniele Scarpa, per cui che è un amico anche oltretutto. Sulla sua indicazione. Ecco, salutiamo sia Daniele Scarpa che la moglie che abbiamo avuto ospiti. Esatto. Ecco, sono due forze della natura incredibili. Vedete il pensiero dove è arrivato ed è stato realizzato. Come commenta Don Maurizio queste parole sia di Rinaldo che anche del nostro Massimo Brini? Positivamente, no? Nel senso che ci troviamo, diciamo, sulla stessa linea, mettendo al centro la persona, e la persona non ha altre specificazioni, è la persona. Allora, nella diversità, ecco, quindi quando le strutture sono pensate, realizzate per soddisfare delle esigenze, per soddisfare il bene comune, cioè per realizzare ciò che la persona si attende, perfettamente d'accordo. Questo non è attribuibile a un colore politico, ma all'intelligenza degli amministratori. Amministratori intelligenti hanno questa visione, amministratori non intelligenti hanno una visione settaria, no? Io però vorrei anche sottolineare un'altra cosa. Dentro questa visione c'è anche l'esigenza di quelle strutture fondamentali che sono gli asili nido, no? Perché certamente le strutture devono andare incontro alle esigenze delle persone che non sono più autonome, che hanno bisogno, ecco, e quindi anche l'accoglienza giornaliera delle persone, eccetera. Però non dimentichiamo che gli asili nido sono intanto una mancanza, mancano gli asili nido, e questo determina molto spesso da parte delle giovani coppie la perplessità di mettere al mondo dei figli.
Senta, Don Maurizio, però dobbiamo anche dire una cosa, che basterebbe copiare, io anni che lo dico, non è che ho inventato l'acqua calda, ma ho detto ma perché non facciamo gli asili, nido e anche gli asili all'interno delle RSA, dove abbiamo delle persone diversamente giovani che potrebbero ancora dare tantissimo, perché non tutti hanno delle demenze, ci sono delle persone normalissime, dei nonni meravigliosi che magari questi bambini non hanno e potrebbero dare un contributo anche importante a quelle giovani coppie che non ce la fanno a pagare una babysitter, perché pagare una babysitter vuol dire dare quasi tutto lo stipendio. Mi fate dire come possono vivere. Vi ho detto ieri, ho avuto il banco solidale, le coppie che arrivano giovani al banco solidale sono sempre di più, non ce la fanno neppure con 2 stipendi, perché avete sentito i costi che ci sono, poi ne parleremo anche con Massimo Brini. Però mi scusi, oltre agli asili nelle RSA, mi spiega perché questo Papa così aperto, così vicino alle persone, specialmente alle fragilità, fa fatica a farsi capire, specialmente da quelli che nella Chiesa dovrebbero fare un punto di incontro importante, aprire questi spazi che abbiamo dove potrebbero essere dati anche a questi giovani, l'ha detto lei prima, certo. Ha fatto dei nomi, certo. Aiutarli in questo percorso, perché li stiamo supportando nel loro obiettivo, che è quello trovare la loro ragione di vita, certo. Il loro lavoro. Però è tutto chiuso, non mi sembra che ci siano tutti questi spazi aperti. Eppure il Papa lo dice: aprite, chiese, apritevi alla società, andate incontro. O sbaglio? Cioè qualcuno non sente, o sono solo io che ho capito male? Forse ho interpretato male il messaggio di Papa Francesco? No. Allora, al di là di quello che dice il Papa, il valore dell'accoglienza, della solidarietà è un valore evangelico che ha 2000 anni. Ecco, io faccio questa riflessione che forse può essere sconcertante per qualcuno. Ogni tanto, quando vado per osterie a parlare con la gente, vado in casa, ecco, perché pur non essendo un amministratore politico pubblico, io la gente la incontro e si discutono. E allora ogni tanto io dico: sapete cosa ci vorrebbe in Italia? Ci vorrebbe un Cavour, il quale confisca tutti i beni non utilizzati della Chiesa, no? E ricicla queste strutture a favore, diciamo, del popolo, perché queste strutture sono state create con il contributo della gente e alla gente devono servire. Tu te le tieni strette per una questione di potere, eccetera, io le restituisco alla gente. Questo è il mio modo di pensare. Poi ci sono questioni anche, guardi, io come legale rappresentante dell'ente parrocchia, che è un ente giuridico, e io ho 3 parrocchie con 5 comunità, capisco, vedo, so cosa vuol dire la burocrazia. La burocrazia è il cancro dell'Italia prima dei partiti, capito? Per cui se io devo spostare una tegola, devo fare tutta, ecco. E questo penso incida molto anche nel... Ecco. Comunque io credo, anzi sono convinto, che non ci sia la volontà, come posso chiamarla, che non ci sia una volontà evangelica di ridistribuire al popolo, alla gente, ciò che la gente ti ha dato. Allora, io ieri ho ricevuto una telefonata molto accurata di un telespettatore che si è indignato e ha detto: voi ricchi che avete queste case chiuse vicino a questo popolo che sta soffrendo, che non ha più niente, aprite quelle case, accoglieteli,
Noi quando è successo l'alluvione, parlava di tanti anni fa, siamo stati profughi, abbiamo trovato case aperte. Perché le tenete chiuse? Perché non ospitate queste povere persone che hanno perso tutto? Perché siete diventati così cinici? Condivide questa telefonata? Sì, condivido questa telefonata e forse questa fa parte, ecco, dell'individualismo tipicamente italiano, no? Ecco, è quell'individualismo privo di cultura e col portafoglio gonfio. Quando una persona, un gruppo di persone manca di cultura, manca di valori, però ha il portafoglio pieno, possiamo assistere al fatto che guardano chi è nel disagio dal balcone della loro villa e magari poi possono dare 10 euro se per disgrazia questi vanno in chiesa. Se per disgrazia vanno in chiesa, sarebbe auspicabile che non ci andassero. Io ieri ho avuto il presidente degli industriali in Serbia e ho avuto con lui, ecco, uno scambio di vedute dove ho detto, ho iniziato con la canzone di Nilla Pizzi, Vola Colomba, che era il 51, dove l'Italia stava iniziando a partire e ho ricordato questi grandi geni che abbiamo avuto, questi capitani d'industria con la quinta elementare, che hanno fatto grande il nostro paese, che si sono rimboccate le maniche e la prima cosa che facevano era quella di dare un alloggio ai loro operai, di trovare prima di tutto la casa, gratuitamente costruivano le case, le davano ai loro operai. Poi c'era l'operaio, quello più vecchio, quello più anziano, quello competente, che insegnava al più piccolo. Noi siamo andati avanti con il progresso, con queste grandi menti, però alla fine ci ritroviamo con un pugno di mosche in mano. L'operaio, che è la spina dorsale, come lo dico tutte le mattine, Don Maurizio, è rimasto l'ultimo della catena. Ho avuto Farga qui oggi, un operaio, senza sapere che è quello che lavora, quello che tiene in piedi la fabbrica, perché se lui lavora la fabbrica fa in piedi. Non è il CEODO, non è la D, è l'operaio. Sì. Allora ci troviamo che l'operaio prende 1.000 euro e il CEO prende 30.000 euro. Non si sa perché, però è successo questo. Allora io mi domando, lui mi ha detto il bravo imprenditore si tiene molto stretto l'operaio bravo. Non è vero, non tutti, perché adesso hanno fatto dei contratti che sono veramente una spina nel fianco per questi giovani che non trovano, proprio il precariato li ha distrutti nel vero senso della parola. Ecco, non pensa che io gli ho detto che questa classe così importante che sono i nostri industriali dovrebbero investire di più sulle persone. Hanno tantissimo, vivono benissimo, tanto è vero che Cortina ai primi posti, chissà perché è Cortina ai primi posti come reddito, investire di più sulla persona, hanno tanto, aiutate chi ha meno, che è veramente un problema qui in Italia, o sbaglio? Guardate che la povertà, dei numeri incredibili, guardate che la Mirella vi sta dicendo la verità, non credete, Brini dirà Lignano va tutto bene, sono d'accordo con Brini, che ci sono anche i ristoranti sono tutti pieni alla domenica, però ci sono quelli che non vediamo, che sono gli invisibili, che sono tantissimi, che sono a casa con le finestre e le porte chiuse. Prego, Don Maurizio. Allora, una cosa intanto, il mondo cosiddetto operaio, ecco, io ho questa convinzione, è suffragata solo dal mio modo di pensare, che in questi ultimi anni i primi a tradire la cosiddetta classe operaia sono stati i sindacati. I capi dei sindacati prendono bei stipendi e l'operaio si accontenta delle briciole. Io sono convinto che un operaio dovrebbe guadagnare 12 euro netti l'ora. Allora può permettersi tanti altri consumi, allora può permettersi delle cose che non può permettersi, che però sono cose giuste. Ecco. L'altra cosa è che quegli imprenditori, io ho presente, mi sfugge il cognome, Leonardo Del Vecchio, no? Come lui trattava
i suoi operai, quando le dava delle riconoscenze, nel senso che anche... Guardi che la politica non è andata neppure ai funerali, non c'erano. Don Maurizio non so, ma io lo dico sempre. Lei si meraviglia? No, non mi meraviglio, ma bisogna anche dirlo. Bisogna anche dirlo. Non mi meraviglio di questa classe dirigente, ecco, che potrebbe essere messa accanto talvolta a quelle classi imprenditoriali e economiche che vengono definite variamente mafiose, eccetera, ma è uno squallore morale dal mio punto di vista, ecco, è evidente. Poi gli imprenditori, io non so quanto gli imprenditori dipendano dalle multinazionali e quindi non possano, perché non sono competente, eccetera. Sono però convinto che ci sono multinazionali che potremmo chiamarle associazioni a delinquere. Fermo, Don Maurizio! Giusi da Treviso, vai Giusi! È caduta la linea della Giusi, perfino la linea ha fatto cadere Don Maurizio, è caduta perfino la linea della Giusi. Ma Massimo Brini, come commenta queste parole di Don Maurizio? Dire che sono d'accordo è poco, perché sui capi dei sindacati la penso esattamente come lui, ma un esempio anche usando dei sindacati è quello di Somaoro, che secondo me grida vendetta, ma è andato un po' nel dimenticatoio, no? Lignano Sabbiadoro è una città che dà molte possibilità di lavoro, però sempre un lavoro precario, perché la stagione è quella che è, la stiamo cercando di allungare, però se non facciamo delle strutture che possano accogliere quelle persone che vengono a fare la stagione in modo che abbiano degli affitti decenti e poi le stesse persone possano andare in montagna sempre accolte con affitti decenti, probabilmente il problema del lavoro non si risolve, e in questo momento la nostra località, ma come quasi tutte le località turistiche, hanno problemi a reperire collaboratori. Mi scusi Brini, però lei ha detto una cosa molto importante, penso sia l'unico che l'ha detto. Quando è stato mio ospite tempo fa, lei ha messo in campo una cosa importantissima, che è quella degli stipendi. Lei ha detto chiaramente dovete rivedere gli stipendi di questi stagionali che vengono a lavorare. Questo gliene dobbiamo dare atto, è uno dei pochi che ha avuto il coraggio, non si è arrampicato sugli specchi dicendo no, ha detto dobbiamo rivedere anche gli stipendi di questi ragazzi, e qua veramente va dato atto a Brini. Aspetti, perché è arrivata la nostra Giusi che era caduta la linea. Ciao Giusi. Ciao Mirella, buongiorno al tuo ospite. Allora, non mi ricordo il cognome del signore che ha in studio. Don Maurizio Dassier. Ecco, volevo dire, leggo qua, il cardinale Tarcisio Bertone da 6 mesi non è più segretario di Stato, inaugurerà presto il suo attico a Palazzo San Carlo, la cui ampiezza è di poco inferiore ai 700 metri quadri, circa 10 volte in più comunque di Sua Santità. Allora, mi potete dare una risposta per favore, se la Chiesa è fatta così, che andiamo tutti in chiesa, che bisogna fare l'elemosina per i poveri, ma quando un signore occupa 700 metri quadri non è più con Dio, non è più con Dio, perché il Signore non avrebbe fatto queste cose qua. Questo voglio dire, datemi una spiegazione, perché vorrei avere fede, ma ne ho poca, in questi casi ne ho poca. Vi ringrazio. Grazie Giusi, allora facciamo terminare Massimo Brini e poi passiamo alla pillola. La pillola velenosa al nostro Maurizio, Don Maurizio, che risponderà tranquillamente. Prego Massimo Brini. Ecco, tornerei sul tema dell'accoglienza. E quando c'è stato il terremoto in Friuli Venezia Giulia, quello del 1976, Lignano Sabbiadoro ha accolto i terremotati in una maniera che è stata esemplare, anche accogliendo per zone le persone che venivano dai vari paesi, in modo che quando uscivano di casa si trovavano il vicino di casa che era lo stesso vicino di casa che avevano nella loro città.
E quando abbiamo inaugurato la Bikers Fest la settimana passata, nel discorso così di apertura della manifestazione, ho ricordato a tutti che noi siamo qua a festeggiare e a inaugurare una manifestazione di grandissima importanza, ma l'invito che ho fatto a tutti i bikers che erano presenti, ed erano tantissimi, li ho invitati a bere 3, 4, 5 caffè in meno la settimana, così sarebbero stati anche meno nervosi, a fumare una decina di sigarette in meno e tutti quei soldi risparmiati di mandarli su un conto corrente che aiuti le persone dell'Emilia Romagna che in questo momento hanno bisogno. E secondo me è con la solidarietà che noi riusciremo sempre e comunque a salvarci, perché in Italia ci sono tantissimi volontari che mettono a titolo gratuito la loro opera in aiuto delle altre persone, e purtroppo ci si dimentica molto spesso di ringraziarli come si deve. Grazie Massimo Brini, devo correre perché siamo quasi in chiusura. Allora, questa pillola velenosa che la nostra Giusy giustamente ho letto, è vero, Sì, non sì. è vero? Oddio, io non ho in mano documenti, comunque credo che sia anche vero, ma questo succedeva già parecchi anni fa. Allora, ecco, io direi, ma guardi, io non prendo neanche in considerazione queste persone come rappresentanti del Vangelo e di Gesù Cristo, ma semplicemente rappresentanti di una istituzione che ha un potere. Tutto là. Mi sono anche indifferenti. Guardi, la fede si gioca con il Vangelo, si gioca con le proprie scelte, con le proprie convinzioni, non si gioca mai con gli uomini di Chiesa che non sempre sono all'altezza della situazione. Non si aggrappi all'istituzione. È nata, forse morirà, ma è indifferente, ecco. Però vorrei dire, ecco, io ho fatto da giovane, ero cameriere a Bibione Pineda, allora era anche il night club e io ho lavorato in night club, no? E là... Viene perfino il sorriso a Don Maurizio. Prego? Le viene perfino il sorriso, sì, perché facevamo 14 ore al giorno di lavoro, no? Ecco, e se non ero la paga era dunque 1966, 67, 68, giù di là. 20.000 lire al mese. Mettiamo anche 30.000, ma no? quella era. Allora io dico... Io so perché ho amici che sono albergatori a Bibione, a Lignano e via dicendo, e non si può pretendere che un ragazzo lavori dal lunedì alla domenica 12-13 ore al giorno e si dà uno stipendio di 1.300-1.400 euro, se mai lo danno. Allora, certo che non ci sono ragazzi che vanno a lavorare come stagionali, perché uno che fa 12 ore al giorno si deve prendere almeno 2.500 euro. Visto gli affitti che pagano poi, perché visto gli affitti che pagano, ecco, poi è evidente, io non so, allora il guadagno era notevole, no? Perché se una bustina di tè mi costa 3 centesimi, io la faccio pagare 4 euro, no? Ma è anche vero che poi è una questione di tasse e di burocrazia, per cui talvolta ecco, ci sono questi condizionamenti, insomma. E comunque ridevo perché lì, da ragazzo che veniva dai campi, mi sono svezzato perché ho capito qual era anche la vita nei night, capisci tante cose. E io incominciavo assieme agli altri il lavoro al mattino alle 9 perché andavo in spiaggia, terminavamo verso le 5, alle 5 si metteva a posto l'ambiente per la sera, per night, e poi si mangiava qualcosa e alle 9 si ripartiva fino alle 2 del mattino. Allora, possiamo chiudere Don Maurizio dicendo che cambia l'orchestra ma il direttore è sempre quello? Sì. Ecco, possiamo dirlo così. Sì. Allora io saluto i miei ospiti, saluto tantissimo Massimo Brini, consigliere con delega al turismo di Lignano Sabbiadoro, saluto Don Maurizio da sé, parroco di Miane e non solo, perché ne ha 5. Grazie, la posta di Mirella.